before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many years must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Buongiorno, buongiorno, stavamo parlando con Cristian veramente Sassaro, presidente da Spreco a Risorsa, un ragazzo che ho conosciuto proprio al banco, che abbiamo visto al banco alimentare, dove ci siamo riuniti a Venezia, dove ho detto ecco lo sconcerto, lo sgomento per vedere dove ci avevano messo e anche pagare questi povere associazioni, tirar fuori i soldi per partecipare a una cosa che non ha servito a nessuno, eravamo noi, solo noi, isolatissimi. Non importa, noi andiamo sempre avanti. Abbiamo collegata anche da Padova la professoressa Anna Maria Cattelan, primario malattie infettive, azienda ospedaliera Università di Padova. Se non è collegata spero si colleghi, spero che vada bene il collegamento, perché purtroppo è così, è lunedì. Allora partiamo proprio con Christian. Bob Dylan, questa canzone meravigliosa, tante canzoni che potrebbero aiutarci, che potrebbero far capire di avere una sensibilità diversa, soprattutto ai grossi, a quelli che continuano a non donare. Eppure sarebbero molto importanti per noi, Christian, tu sai, ci diamo del tu perché siamo anche amici oltretutto, ma soprattutto stiamo portando avanti un tema molto importante, che è quello della povertà, delle famiglie che non ce la fanno più. Vedrete cosa succederà in autunno, ma soprattutto di dare dignità a queste persone. Prego Cristian, presentati e poi vediamo anche cosa fai. Ecco, buongiorno a tutti, ciao Mirella, tanto grazie di avermi invitato un'altra volta. Ecco, io sono presidente dell'associazione Da Spreco a Risorsa, che si occupa soprattutto di recupero delle eccedenze alimentari sulla provincia di Vicenza, ma non solo, anche su molto territorio del Veneto. Ecco, noi stiamo gestendo un emporio indiretto a Villaverla, un emporio diretto a Thiene e un altro emporio diretto a Schio, che speriamo quest'anno venga accreditato da Regione Veneto, perché non fa ancora parte della rete regionale del Veneto, quello di Schio. Ecco, comunque lavoriamo sempre assieme con tutte le associazioni del territorio, che è molto importante, ecco, perché anche la condivisione sia con le associazioni del territorio ma anche con gli empori del Veneto, ecco, questa è una cosa che tengo tantissimo. Dopodiché collaboriamo ovviamente con le amministrazioni, perché senza sarebbe impossibile, con dei privati, con la fondazione Only the Brave, insomma abbiamo bisogno di tutti per riuscire a fare il meglio. Ecco, come diceva Mirella, ci teniamo tantissimo
che sia una cosa, un progetto dignitoso anche per le persone che hanno bisogno, che sia anche il luogo bello, che trovano i prodotti dignitosi, che non sia la pura carità come si faceva una volta, no? Ecco. È tutto legato a questo discorso degli empori, tutti gli altri servizi, a partire da sportello al lavoro, centro antiviolenza, un po' tutte queste cose qua. E, ecco, noi attualmente abbiamo quasi 700 famiglie direttamente che vengono da noi e 110 associazioni che vengono da noi a prendere la merce attualmente. Ecco, Si chiama banco, spieghiamo tra diretto e indiretto così riescono a capire anche a casa, perché ce la mettono tutta per fare confusione. Ma noi spieghiamo, prego. Esatto. Allora, noi siamo associazione da spreco a risorsa e già questo ci dice tutto quanto. Ovviamente quello che riusciamo a fare lo facciamo con mezzi refrigerati in collaborazione con la cooperativa sociale di Villa Verla, la cooperativa Varlata, che ci dà a disposizione i mezzi perché anche le associazioni di volontariato fanno fatica, insomma, no? E quindi c'è grossa sensibilità su questo. L'emporio diretto, praticamente la Regione Veneto riconosce l'emporio diretto come un luogo stile supermercato, diciamo così, in cui la persona viene con una tessera caricata a punti, tipo un bancomat, sugli scaffali invece di avere il prezzo troverà il punteggio, quindi che ne so, pasta 10 punti, riso 20 punti e così. Ecco, quello che ci contraddistingue è che nei nostri empori, oltre ad avere il prodotto secco, trovano tutto il prodotto fresco, frutta e verdura, il congelato, quindi veramente tanta gamma, tanta scelta. E quindi l'emporio diretto è diretto perché praticamente cediamo i beni direttamente alle persone che sono in stato di necessità, mentre siamo emporio indiretto quando noi cediamo la merce ad associazioni che a loro volta danno alle persone che hanno bisogno. Ecco, quindi ci sono queste due forme di emporio. Ecco, la Regione adesso dall'anno scorso, mi sembra, non riconosce più empori indiretti, ma solamente empori diretti, quindi quelli che ci sono sul territorio sono quelli che sono già stati accreditati. Per i prossimi anni mi sembra che la politica sia su quelli degli empori diretti. Ecco, dobbiamo dire che il grosso del lavoro però viene fatto dagli empori indiretti, perché tutto quello che è il recupero delle eccedenze alimentari viene fatto dall'emporio indiretto. Però non sono accreditati. Noi siamo accreditati, ma dall'anno scorso so che non vengono più accreditati gli empori, non so per quale motivo, ma questa è la politica. Ecco, giusto per dare un dato, noi l'anno scorso abbiamo recuperato 22.000 quintali di merce. Ecco, se pensiamo che sarebbe stata merce gettata, perché no? Ecco, ovviamente non recuperiamo merce scaduta, merce o prossima alla scadenza o un'eccedenza di produzione o difetti di imballaggio, ecco, comunque tutta merce che è ancora utilizzabile ma non commercializzabile, non vendibile. Molto chiaro, Cristian Sassaro. Allora, quello che però è da capire anche a casa, come mai queste grandi aziende, molte, non ci danno i prodotti. Sarebbe bello, come diceva Cristian, fare un elenco di quelli che danno e quelli che non danno. Ma non sapete perché noi vorremmo tutti, è perché abbiamo bisogno, abbiamo necessità, perché i numeri aumentano ogni mese, ogni anno, e noi abbiamo bisogno di risorse. E le risorse quali sono? Quelle di dare dignità a queste persone che vengono a fare la spesa. Non si può fare una borsa, come dico sempre, voi sapete, solo di dolci o con mezzo chilo di pasta. Cioè ci sono empori che danno una volta al mese. Mi spiegate come fanno le famiglie a mangiare con 1 chilo di pasta magari e 2 litri di latte su un mese? Ecco, io vorrei anche capire se servono tutti questi empori che poi non portano a niente, cioè se nel territorio ce ne sono che hanno la possibilità di gestire tutto un ambaradan di numeri e sono famiglie, forse sarebbe, cosa dici Cristian? Questo è un mio pensiero, cercare invece di toglierli indiretti, perché non hanno cercato invece di restringere e di vedere veramente quelli che possono in questo momento così drammatico avere dei numeri per risolvere il problema delle borse con dignità? Ecco, quello che vedo io nella mia esperienza e quello che sta succedendo è il fatto che ci stiamo mettendo assieme con tutte le associazioni del territorio come stiamo facendo prima, quindi proprio il lavorare assieme, non ognuno per conto suo, ogni parrocchia per conto suo. Come è successo fino adesso? Come adesso. Quindi andare al di là della classica borsa che dopo metti dentro quello che vuoi,
le persone escono e magari buttano nel cestino perché non gli piace, quindi già è la dignità che scelgono il prodotto, ma quello che stiamo vedendo noi è il fatto che stiamo lavorando sia con associazioni diverse ma anche con amministrazioni, cioè nell'arco del tempo iniziamo a ragionare come ambiti territoriali. Che è un'altra cosa. Che è un'altra cosa, non più comunale. Ecco, ad esempio l'Emporio di Thiene stiamo lavorando con 6 comuni, quindi tutti i comuni assieme. Questo cosa ci aiuta a fare? Tanto ci aiuta a non avere le persone che fanno il giro delle 20 parrocchie. È già questo. E d'altra parte, poveretti, come fanno se no? Al momento. Concentrare gli aiuti, Esatto. dare un aiuto più sostanzioso, offrire altri servizi, perché se hai tanti volontari puoi fare anche servizi come sportello, il lavoro, il CAF, il patronato, tutti questi servizi, quindi non fare assistenzialismo. Ecco, questa è una cosa che nell'arco degli anni ci leviamo la coscienza, tra la borsetta, questo sono è risolto il problema. No, lo devo aiutare, sei in attività lavorativa, ti aiuto a cercare lavoro. Noi abbiamo fatto dei collegamenti con delle agenzie interinali di lavoro e monitoriamo le persone che sono in attività lavorativa, capiamo come mai uno non sta lavorando. Sempre queste agenzie, se hanno bisogno di fare dei corsi di formazione, li fanno gratuitamente. Quindi entrano a fare un percorso per aiutarli ad uscire. Io dico sempre, adesso abbiamo più di 600 e passa famiglia. No? A volte io ne ho 200, io ne ho 300. Sembra che più ne hai, più bravo sei. No, meno ne riesci ad averne, cioè più escono, quello è la carta vincente, è quello che ti fa non dire, è perché ho più numeri che sono migliore, ho questi numeri perché ho anche dei prodotti che magari mi permettono anche di dare questa borsa dignitosa. Abbiamo Rinaldo da Venezia, se non mi cade la linea. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Mi fa molto piacere rivederlo perché è di un uomo di buona volontà, una persona che fa tanto per gli altri. E purtroppo vedo questa trasmissione, mi viene da piangere, perché pensare che nel 2023 in Veneto siamo messi in questa maniera, è vergognoso, mi vergogno di non poter fare qualcosa anche a me. Ma come se poi i nostri veci, i treni, la gente che ha bisogno, è roba da buttare via, è di un insulto alla miseria, perché le robe, finché c'è gente di buona volontà così, non c'è neanche la possibilità di fare del bene a gratis. E allora facciamo dire, ma cosa siamo diventati, Mirella? Da piccoli che non vedeva niente, che non mi cae, uno che non aveva un pan, aveva un pan che parlavamo tutti, perché non vedeva differenza tra di noi altri, uno che mangiava un pomo, un tocchetto parlavamo per dire. Adesso abbiamo perso il senso proprio, non di far carità, per farsi vedere, ma di solidarietà che non vede più, Mirella. Siamo veneti e siamo sempre stati tra la gente e abbiamo aiutato tanto gli altri che avevano bisogno. Continueremo a farlo, manco mai che delle persone come io e in tanti, al manco delle possibilità di fare la carità, a gratis come che facevo gli altri. Ma perché gli dà da mettermi il bastone nero e rode? Questo non lo capisco. Ne basta chiamare e alle Pen, quello della Lega, che c'è vergogna a dire. Non abbiamo bisogno della Le Pen, abbiamo bisogno di mettere a posto la povera gente che ha la fame e aiutarli a amare e dargli ai dottori la possibilità di curare gli altri. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Grazie caro Rinaldo. Quello che noi cerchiamo di fare dovrebbe essere un fiore all'occhiello, ma quando voi pensate, che dico sempre che io al banco provinciale, al banco alimentare, che sono dentro l'unico banco in Italia all'interno di un ente pubblico che è la provincia, se ho visto quattro politici in 13 anni, e non è da ieri, sono tanti, ve lo dico sempre, perciò non è che questa mattina dico una cosa nuova. Vedi Rinaldo, il problema del volontariato è che noi lavoriamo senza chiedere. È quello il vero volontariato, perché poi c'è anche quello non vero, attenzione, bisogna distinguere. E questo fa molto comodo alla politica, perché nel momento che hanno bisogno sanno che noi ci siamo e sanno che mettiamo le pezze dove loro non riescono a mettere, specialmente nel mondo della fragilità, nel mondo della disabilità. Ma vi rendete conto che noi vediamo anche queste persone, anche che arrivano, che non hanno da mangiare, e noi abbiamo i cassonetti strapieni di roba, abbiamo soprattutto le aziende che buttano via tutti i giorni
tonnellate di formaggio, di carne, di frutta, di verdura, perché non riescono o non vogliono smistarli nel territorio, perché questa è la verità. È inutile raccontare, ma non è così. C'è questo paletto enorme, non posso perché se fa male poi il nome della ditta, ma allora le altre che regalano com'è sta storia? Allora, come la vedi tu, Cristian? In attesa che si colleghi la professoressa Cattelan, prego. Partiamo dal presupposto che comunque un'azienda ti dona la merce se gli conviene. Quindi fino a quando costa meno smaltire il prodotto che donartela, ecco, se c'è una sensibilità alle spalle si fa, altrimenti preferiscono buttare. Ecco, bisogna stare attenti che la normativa invece non è che se ti do il prodotto gli fa male e che è colpa mia. La normativa dice nel momento in cui io la cedo a una ONLUS, un'associazione, la responsabilità è in capo all'associazione. Quindi questa qui è una scusa, perché in realtà questo non esiste. Ecco, come dicevo stamattina prima della trasmissione con Mirella, mi piacerebbe affrontare magari in alcune puntate, se ci sarà modo, se ci sarà la possibilità di dire, andiamo a dire quali sono soprattutto le catene di supermercato che donano le merci, perché ovviamente facciamo fatica a dire guarda questo non dona perché rischiamo anche di incappare in qualche brutta cosa, no? Però perché non andiamo a dire guardate queste aziende sono quelle che donano, di conseguenza sappiamo quelle che non donano, giusto? Ma perché? Senza fare nomi. Senza fare nomi, però per incentivare che sta merce venga donata, ma perché è tempo d'oggi, è anacronistico che qualcuno butti via la merce. No, perché non donarla? Ma al di là del discorso che le famiglie hanno bisogno e c'è sempre più richiesta, ma anche per un discorso ambientale, pensiamo quanta CO2 sprechiamo per fare quei prodotti lì, quanti costi di smaltimento di rifiuti che facciamo. Cioè, partiamo anche da quel presupposto, adesso che è tanto di moda il discorso ambientale. Perché lo butti via? Vediamo quali sono le aziende virtuose. Ma non dovrebbe essere, Cristian, secondo te, un tema che dovrebbe trattare la regione e il sociale, questo coinvolgere le aziende, perché noi non è che dobbiamo sempre fare noi tutto quanto. Fermo un secondo perché abbiamo Claudio da Marano. Ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Il vero problema sono 40 anni di politiche contro i salariati, perché una volta il salariato, anche se non c'erano le aziende, però c'era anche la graduatoria all'ufficio di collocamento e nella graduatoria dove passavi praticamente, se era molto tempo che eri iscritto, passavi davanti e venivi assunto, quindi i poveri non c'erano. 40 anni di politiche contro i salariati, sembra quasi che abbiamo combinato qualcosa di brutto, no. Hanno fatto sì che adesso c'è un lavoro selvaggio dove chi sono diventati tutti re, tutti gli imprenditori sono diventati re, perché come gli gira ti lasciano a casa e ti lasciano nella fame. Allora, dopo 40 anni di politiche contro i salariati, no? E adesso quando ci sarà la liberalizzazione dei prezzi dell'energia, no? Nel 2024, vedrete che con la pensione non ne farete nulla. E allora con la pensione che non ne farete nulla, vi renderete conto che quello che spiegano le televisioni, no? Quello dei poveri che vi portano via il biscotto, no? Sarà una cosa che vi accorgerete che è una cosa messa montata le televisioni sono dei ricchi e dicono quello che vogliono i ricchi. Buona giornata signori. Grazie Claudio, prego Cristian, allora come commentiamo? No, mi piace l'ultima riflessione che ha fatto sul discorso dei pensionati, perché è quello che vediamo noi, ma penso che vedi anche tu Mirella, che sinceramente a me quelli che fanno più che stringere il cuore non sono tanto i bambini, ma sono gli anziani. Cioè anziani che non sono mai stati abituati, ma anziani nostri del territorio voglio dire, no? Che non sono mai stati abituati a chiedere, pensiamo adesso l'anno scorso con il discorso delle bollette e tutto quanto, con la pensione minima come faceva? Non sono abituati a chiedere e venire anche in emporio a chiedere da mangiare, sicuramente per molti di loro non è stato semplice, quindi ecco perché io dico deve essere un luogo dignitoso e non di carità così, perché è facile fare del bene, farlo fatto bene è un'altra cosa, no? Certo, perché dai dignità alla persona. Bisogna dare dignità, esatto. Allora Cristian, quello che veramente però rammarica è che una certa politica, non tutta, è sorda. Quando io ho fatto capire per una settimana, anche più penso, di aver raccontato la storia che abbiamo vissuto a Venezia con tutto l'impegno che ci avevamo messo,
È una storia che non deve finire così e bisogna avere il coraggio di dirlo per non sbagliare ancora una volta e dare dignità invece a questo volontariato che dovrebbe essere stato, io dico sempre, essere ricevuto in piazza San Marco, con quello che abbiamo fatto anche con il Covid, durante il Covid non abbiamo mai chiuso, sempre presenti, anche rischiando perché arrivavamo nelle case delle persone che non potevano venire. Ecco, questo va detto perché se continuiamo ad aver paura di parlare, se continuiamo ad aver paura di raccontare chissà cosa ci faranno e vediamo cosa mi fanno, no, a sto punto, perché voglio anche vedere come riescono a colpire. Bene, vuoi colpire? Sono qua, vediamo. Ecco, manca anche questo, e sì che facciamo riunioni, questa volontà anche però, Cristian, da parte delle associazioni di volontariato di fare squadra. Tu l'hai visto anche quel giorno, l'abbiamo ognuno sul proprio orticello, al massimo eravamo in 2 che ci avvicinavamo, cioè siamo molto chiusi anche in questo, perché come dici tu, vige la legge del taglione. Chi ha più numeri, chi ha più, è visto in una maniera, quelli più piccoli invece è un altro discorso. Invece dobbiamo cercare di capire che stiamo facendo tutti la stessa cosa, chi con poco, chi con tanto, ma l'obiettivo è sempre quello di aiutare la difficoltà, il fragile. È questo che non passa, o sbaglio, Cristian? No, guarda, io da questo punto di vista sposo pienamente quello che hai detto. Diciamo che per la giornata degli empori sono fiducioso, nel senso che abbiamo fatto la prima giornata, è stata un'esperienza e da lì andiamo a migliorare, ecco, se è giusto il tiro, quindi speriamo su questo di sentirsi sempre più gruppo. Dall'altra parte quello che dici tu, che a volte ci chiamiamo rete degli empori solidali, però in realtà possiamo chiamarci solo empori solidali, perché se non facciamo rete, ma questo non è un problema della regione, è un problema nostro, delle associazioni e degli empori. Ecco perché la settimana scorsa hai visto che anch'io ho mandato una mail a tutti gli empori della regione, anche se non aspettava a me. E io ho ricevuto i panettoni, proprio un furgone stracarico che ringrazio veramente Cristian, perché per me è oro colato, sapete, ecco, ma non perché sono la più brava, è perché riesco a gestire e capire che bisogna che ci scambiamo anche questi prodotti se guarda, ne abbiamo di più. Anche stamattina ci sono altri empori che vengono da noi, anche domani. No. Ma perché ho fatto questo? Perché non per sentirsi che bravo, perché se tutti gli empori quando hanno delle eccedenze, perché mai sul territorio tu hai un'azienda che ha tantissimo materiale di un tipo, io ne ho un'altra che se facciamo gli scambi andiamo meglio tutti, no? È proprio il lavorare assieme. Invece sto lavorare insieme tante volte lo diciamo con la bocca, però con i fatti non vi è mai fatto. Ma secondo te, adesso che li abbiamo visti, li abbiamo anche in parte conosciuti, anche all'interno di questo teatro che siamo stati a Venezia, ho visto che c'era questa freddezza, cioè eravamo seduti vicino, ma era come fossimo lontano 1000 miglia, a parte qualche caso, tipo il tuo, da San Vincenzo di San Donà di Piave, che dobbiamo citarla perché anche lei si è messa su questo circuito. Ma perché si fa così fatica? Eppure abbiamo parlato chiaro quel giorno. Ecco, c'è anche, come dici tu, secondo me, quello che io chiedo alla Regione, Cristian, è siccome che è la capofila e queste associazioni hanno bisogno, perché hanno bisogno di questa regione, di questo sociale, hanno bisogno di sostegno. E hanno bisogno di sostegno, dovrebbe essere lei che è da capofila a cercare di fare anche con più incontri, cioè non uno all'anno, ma trovarci di più in maniera che un po' alla volta speriamo che qualche sordo capisca e qualche cieco magari non è cieco, ha solo bisogno di essere operato alla cataratta, diciamo così, e vederci meglio. Prego. Guarda, io credo che il Covid su questo non ci ha aiutato. Ci ha insegnato a vedersi da remoto, ma anche oggi tu mi hai chiesto partecipa alla trasmissione, vuoi farlo da remoto? No, perché voglio incontrarti, perché è diverso dire ti vedo contatto. Lì. Esatto, quando non c'è il contatto proprio fisico, c'è lo scambio, ci beviamo un caffè, fai fatica a fare relazione. È inutile che ci diciamo, ci sono tutti sti social, tutto quello che vuoi, c'è 100.000 amici su Facebook, però dopo vanno a casa alle 2 di notte e chiamano il papà che vada a prenderlo. Quindi manca proprio l'incontro fisico. Cioè fai fatica a fare relazione se non ci sono questi incontri. Ma non è che siamo anche noi un po', io lo dico, profondo nord, Cristian, diciamoci la verità, facciamo fatica a relazionarci. Anche perché noi diciamo condividiamo, però sembra che se io ti do qualcosina di mio, dopo chissà se questo mi porta via una fetta, no, perché diventa così. Ma è come con i poveri, io vedo che con qualche associazione, no, perché è come che i poveri fossero nostri. Ma cosa stai dicendo? Lasciali andare, farli crescere, no? Li teniamo come fossero, mi pulisco l'anima e io gli faccio la carità, perché questo succede tante volte, no?
cioè, dobbiamo imparare proprio a lavorare insieme e far crescere le persone, far crescere le associazioni, anche perché magari quello che fai tu io non riesco a farlo, o non so neanche che lo fai, mi dai un spunto? Esatto. Io ho visto adesso anche le giornate che abbiamo fatto a Venezia, ho preso spunto anche da qualche altro impegno, qualche iniziativa che faceva questo scambio di idee, ecco, quello lì lo dobbiamo fare. Molto importante. Finalmente è arrivata la professoressa Anna Maria Cattelan, primario malattie infettive, azienda ospedaliera all'Università di Padova. Buongiorno professoressa, finalmente, ecco, con questa banda larga, avete visto come siamo presi, non è colpa della dottoressa, no, tanto per far capire che sì, andiamo nella luna e dopo non riusciamo ancora a fare i collegamenti, non per colpa nostra o della professoressa. Allora professoressa, ecco, noi abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato di banchi alimentari, di associazionismo, ma soprattutto quello che abbiamo imparato è che noi dobbiamo difenderci all'interno di banchi alimentari dove arrivano tante persone. Tanto è vero, professoressa, che io non ho mai smesso di far usare la mascherina, ecco, sempre igienizzare le mani, una certa distanza, perché mi è sempre entrato dall'orecchio che non è tana libera, che dobbiamo sempre stare un po' attenti. Siccome all'interno dei banchi alimentari arrivano anche molte fragilità, persone che non conosciamo, che non sappiamo come si comportano, la mia regola è sempre stata quella: mascherine, igienizzazione, indipendentemente dal messaggio che arrivava, che eravamo presi bene. Com'è la situazione, professoressa, e cosa ci dice, che così anche noi impariamo da lei questa mattina come comportarci? Beh, stiamo parlando tanto, mi spiace perché appunto ci sono connessione. Per quanto riguarda che attualmente c'è un incremento di casi, si tratta di casi non gravi, tant'è che poche sono le ospedalizzazioni per polmoniti da Covid e poche, se non addirittura niente da noi, sono gli accessi alle terapie intensive. Abbiamo però, come dicevo, un certo numero di casi di Covid nei pazienti fragili, proprio quelle popolazioni che più sono vulnerabili e che quindi più possono avere danni da questa infezione. Mi sto riferendo soprattutto ai soggetti ematologici, quindi con neoplasie del sangue, oppure soggetti trapiantati o immunodepressi in generale. Allora, in questi soggetti, quando abbiamo la positività per il virus, tendiamo a fare dei trattamenti precoci con antivirali che si possono prendere o per via orale o per via endovenosa, che riducono in modo significativo il rischio di andare incontro all'ospedalizzazione o alla malattia grave. Professoressa, una domanda che mi hanno chiesto anche ieri di farle: persone che stanno bene, non sono in condizioni, non sono fragili anche fisicamente, ma devono fare l'antinfluenzale e la vogliono fare. È consigliato fare anche la quarta, quinta dose, o se uno sta bene può fare solo l'antinfluenzale al momento? Perché cioè, non è che sia spiegata bene sta cosa, ma insomma io la devo fare o no? Ho passato i 60 anni, dopo i 60 anni sono fragile, ma sono fragile come? Cioè ci spieghi, professoressa, perché non è mica facile capire anche per uno che è a casa con tutta sta confusione che c'è e che continua, anche se voi, quelli seri, state spiegando molto bene qual è la situazione, però c'è questo punto domanda. Ma io che ho superato i 60 anni, mi sento bene, ho fatto la terza dose, devo fare l'antinfluenzale perché la devo fare, è molto meglio farla che non farla, abbinata alla quarta o alla quinta dose o no? Professoressa, la prego. Allora, le raccomandazioni sono quelle proprio di fare la vaccinazione antinfluenzale in associazione con la vaccinazione Covid. Abbiamo adesso i vaccini aggiornati per le ultime varianti e quindi sono vaccini assolutamente efficaci, direi utili. Utili appunto in chi ha sicuramente una fragilità. È caduta un attimo la connessione, vediamo se riprende. Allora andiamo in pubblicità perché è troppo importante quello che stava spiegando. Eccola qua, vediamo. No, andiamo in pubblicità per cortesia, poi riprendiamo. Pubblicità.
E siamo con Cristian Sassaro, presidente da Spreco a Risorsa, questa importante ODV. Abbiamo collegata, spero, la professoressa Anna Maria Cattelan, che ci stava spiegando molto bene l'importanza della vaccinazione, come farla e quando farla. Prego, professoressa. Allora, stavamo dicendo chi deve fare il vaccino, a chi è raccomandato. In primis vorrei dire anche che il vaccino serve a prevenire la mortalità e l'ospedalizzazione, non l'infezione, quindi non preoccupiamoci se da vaccinati prendiamo l'infezione. Sicuramente siamo protetti per lo sviluppo delle forme gravi. E secondo le raccomandazioni del Ministero, il vaccino va dato a chi ha più di 60 anni, alle persone fragili, alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari. È bene farlo in associazione al vaccino antinfluenzale, così si va una sola volta a fare la vaccinazione. Ecco, questo sostanzialmente il messaggio che ci terrei a dare. Sì, però sempre le fragilità, oppure quelli che hanno sopra i 60 anni è meglio fare anche un'altra dose, anche se hai fatto la terza o la quarta? Sì, ripeto, va fatta anche una nuova dose, cioè un vaccino per le forme aggiornate di Covid, e quindi conviene rifare un'altra dose. Questo è il consiglio che sta dando la professoressa Cattelan, è un consiglio molto importante. Non siete obbligati, però sarebbe meglio fare l'anti-influenzale e la nuova dose con vaccino rivisto. Ecco, è un'altra cosa. Ecco, con le nuove varianti c'è anche questa possibilità. Come commenti, Cristian, quello che ha detto la professoressa Cattelan, che ha spiegato molto bene, cioè a caso ognuno può, pensi di fare come meglio crede, però credete alle persone che ne sanno qualcosa. Guarda, personalmente io l'ho preso nella prima ondata che non c'erano ancora i vaccini e io non ho mai avuto una cosa del genere, quindi per me vaccino va fatto, e personalmente dopo ognuno è libero di fare quello che vuole, però io una cosa così non l'ho mai avuta, e per fortuna ci sono i vaccini, altrimenti saremmo già chiusi un'altra volta dentro le nostre stanze. Quindi sicuramente anche i nostri anziani vanno tutelati, quindi secondo me per fortuna c'è la medicina e sicuramente dopo ogni farmaco ha le sue controindicazioni come qualsiasi altro farmaco, questo è indubbio, però viva i vaccini da un certo punto di vista. Il comportamento all'interno della tua associazione com'è stato? Hai fatto come la Mirella oppure eri un po' più libero? No, beh, dopo con la fine delle restrizioni anche noi abbiamo terminato, utilizziamo ancora il gel, però mascherine, al di là di qualche persona fragile, per il resto siamo tornati alla normalità. Ecco, cerchiamo di gestire gli accessi in modo equilibrato, dando gli appuntamenti e quindi non più di 8 persone all'interno, però tutta la normalità, ecco, non parliamo più di emergenza. E come hai vissuto questo periodo? Perché spieghiamo anche cosa dicevano le persone quando arrivavano. Vedevi paura anche dopo questo periodo lungo, perché è stato un periodo molto lungo che hanno vissuto noi che andavamo anche nelle case, che vedevamo queste persone veramente, specialmente i diversamente giovani, come li chiamo io, esatto, ancora più fragili perché isolati. Ecco, come li hai visti dopo? Molto provati? Come li hai visti? Beh, io ho visto dei casi che erano... Quelli che hanno contratto l'infezione sono stati dei casi che erano irriconoscibili, quindi veramente a volte, ecco, non facciamo i negazionisti. Sicuramente il virus che c'è adesso non è più quello che era all'inizio della pandemia, però veramente ho visto delle persone provate e persone che venivano dall'Emporio anche decedute, quindi da quel punto di vista. Sicuramente adesso contenti di tornare alla normalità. Ecco, noi durante la pandemia abbiamo fatto 6.500 consegne a domicilio, quindi una cosa immane, veramente immane. Allora andiamo a vedere anche questo servizio ritorno Covid e poi sentiamo cosa dice la professoressa Cattelan e poi sentiamo anche il punto Covid vaccini del direttore generale dell'US2 Marca Trevigiana, professor Francesco Benazzi, il dottor Benazzi. Andiamo a vedere ritorno Covid e poi Benazzi, grazie. Il Covid avanza, corre e i numeri tornano a preoccupare. L'Ul7 Pedemontana registra quasi 500 casi, con 11 ricoveri di pazienti positivi al Covid, di cui 6 all'ospedale San Bassiano. Dati che però non raccontano in modo chiaro il boom attuale. Sono tanti i cittadini che, nonostante i sintomi, rinunciano a fare il tampone, complice l'ultima direttiva del Ministero della Salute, nessun obbligo di isolamento. Non c'è più l'obbligo
della chiusura, perché quando la gente sta bene per legge può tornare a lavorare. Noi speriamo nel senso civico delle persone che non vadano in luoghi pubblici affollati con il Covid, oppure se hanno il Covid che mettano la mascherina FFP2. Se allarghiamo lo sguardo a tutta l'Italia, nell'ultima settimana i contagi crescono del 44%, Covid che sulla carta potrebbe essere quasi scomparso, un tracciamento silenzioso che però va avanti soprattutto con il passaparola. Un mese, quello di settembre, molto delicato. Tra poche ore suonerà la campanella per il primo anno scolastico dalla fine dell'emergenza e torna la paura di nuovi focolai. In molte scuole, infatti, verranno distribuite mascherine e l'indicazione dei presidi è quella di evitare, almeno per i primi giorni, assembramenti. Un po' di preoccupazione c'è, anche perché se il Covid comincia ad aumentare adesso, con le temperature ancora estive, e bisognerà vedere quello che succederà poi. Ne abbiamo avuto anche altri, non è stata fatta pubblicità perché non aveva senso farla, perché vengono ben isolati all'interno delle case di riposo. In questo caso, case di riposo, parliamo di persone fragili, ma che comunque si sono negativizzati nel giro di pochi giorni. Il caso di Ponte di Piave, con una trentina di anziani positivi al Covid, non è un caso isolato nella Marca. Sono stati diversi gli episodi di contagio prontamente isolati. Il ricovero si è reso necessario solo nei casi di comorbidità. E mentre sale a 5 il numero di casi di Dengue scoperti e oggi curati nel territorio dell'ULSS 2, il direttore generale Francesco Benazzi torna a parlare di SARS-CoV-2, annunciando l'apertura della campagna vaccinale insieme a quella per l'influenza con il mese di ottobre. Perché l'influenza è dirimente. Se io sono vaccinato per l'influenza, se chiaramente ho sintomi che sono uguali a febbre, un po' di disturbi respiratori, sicuramente in questo caso la diagnosi differenziale mi porta il Covid. Questo è un po' il ragionamento da fare. Nel 2022 l'ULSS di Treviso contava 1.650 ricoveri per Covid. Dall'inizio del 2023 ad oggi i ricoveri per Covid sono soltanto 114. Nel 2022 avevamo tantissime persone, soprattutto persone anziane, gli over 75 e over 80, che erano in semi-intensiva, quindi avevano bisogno di ossigeno, o addirittura qualcuno in terapia intensiva. Oggi nessuno di queste persone ricoverate è in terapia intensiva. Quello che invece ci preoccupa, ma voglio dire si risolve, sarà l'inverno. Quindi la stagione invernale, perché fare una differenziazione tra patologia legata al Covid e patologia legata all'influenza è estremamente difficile. La vaccinazione contro il Covid in arrivo con una nuova formulazione adattata alle varianti è consigliata a tutti gli operatori sanitari negli ospedali e nelle RSA, oltre a persone con patologie croniche importanti e immunodepresse. Servirà a scongiurare l'evoluzione del virus a sintomi più severi. Allora, dottoressa Cattellà, noi abbiamo sentito il Covid, l'influenza, però c'è un ritorno delle infezioni e soprattutto le infezioni in vacanza, visto che questo settembre è stato meglio di luglio e agosto. Sto parlando di dengue, meningoencefalite, malattia di Lyme, malaria, epatite A, diarrea del viaggiatore, febbre, tifoide. Ci spiega un pochino com'è la situazione, perché noi siamo un po' superficiali, ma sa, perché vi vediamo poco, forse quelli seri, questa comunicazione seria che cerchiamo di dare anche con la mia trasmissione Sto facendo di tutto e di più, è molto importante, perché forse le persone a casa hanno bisogno anche di una certezza da persone che sanno comunicare quella che è la realtà, né facendo impaurire né obbligando nessuno, ma dicendo questa è la nostra realtà, che siamo sul pezzo, che studiamo queste cose, che sappiamo come funziona, poi decidi tu. Però se stai male la prossima volta, questo lo dice la Mirella, invece di andare dal medico vai dal fruttivendolo, dal macellaio, dal panettiere, così ti curano loro. Prego, professoressa. Ecco, sì, diciamo che le malattie infettive non vanno mai in vacanza, quindi ci sono, e negli ultimi anni stiamo assistendo a una ricomparsa di malattie
che non solo vengono importate dall'estero, questo ovviamente grazie o a causa dei viaggi, ma soprattutto diciamo che il riscaldamento climatico, quindi la globalizzazione in generale, è responsabile anche della comparsa di malattie tipicamente dell'area tropicale nella nostra area geografica, e mi riferisco soprattutto alla febbre da West Nile, la malattia da West Nile virus, e come era stato detto anche nel servizio precedente, anche la dengue. La dengue è ancora fondamentalmente una febbre, diciamo, di importazione, ma quest'anno in Italia si sono registrati nelle varie regioni, fra cui anche il Veneto, dei casi autoctoni legati cioè a un'infezione contratta nella nostra area geografica. Perché adesso abbiamo qui la zanzara che funge da vettore per la trasmissione di questo virus, e le zanzare adesso hanno visto appunto la durata del caldo, visto la durata della stagione estiva e quindi la capacità di riprodursi, eccetera, sono molto diffuse, possono diventare pericolose proprio perché ci possono trasmettere delle nuove infezioni. Per quanto riguarda appunto la dengue, è soprattutto l'Aedes albopictus, che è la zanzara tigre, per dire, che ce la trasmette. Per quanto riguarda il West Nile invece è la classica zanzara normale, quella che funge durante la notte, che è la Culex pipiens. Ma entrambe le zanzare adesso possono fungere da vettore, cioè da trasportatori di questi virus che un tempo non circolavano nella nostra area geografica e che adesso, ripeto, causa anche i cambiamenti climatici, li abbiamo a portata di mano. Allora, Cristian, come commenti? Ecco, la professoressa Cattelan è stata molto chiara, ecco, sta cercando di fare prevenzione, è quello che cerchiamo di fare tutti, perché è fondamentale la prevenzione. Prego. Sì, no, mi piace molto quello che dice, perché non fa allarmismi, ecco, non dobbiamo preoccuparci come penso tempo fa, non ci sono neanche le condizioni attualmente, quindi come si è sempre detto, come dice anche la dottoressa, ormai il virus è endemico, quindi ci dobbiamo in qualche modo convivere senza fare allarmismi, che non mi sembra che sia il caso della dottoressa. Penso che i suoi consigli vanno, secondo me, seguiti, e le indicazioni che, anche per evitare di ritrovarci in condizioni che i nostri cari più anziani, più fragili, siano in condizioni a noi poco piacevoli, no? Quindi cerchiamo di tutelarci in qualche modo, ma di stare un po' attenti anche quando andiamo nei luoghi pubblici o affollati. Ecco, se una cosa buona che ci ha insegnato la pandemia è l'utilizzo della mascherina. Una volta, quando vedevamo uno con la mascherina, oddio, questo qua è appestato, no? E invece abbiamo capito che è proprio il contrario, no? Quindi è una nostra difesa. Cerchiamo di utilizzarla, soprattutto adesso nel momento di cambio stagione, nel momento più freddo, cerchiamo di tutelarci anche per tutelare chi ci sta attorno, ecco, tutto lì, senza per questo fare allarmismi. Credo che sia la chiave di volta e di buon senso, ecco, utilizziamo il buon senso un po' come su tutto quanto. Molto importante, grazie Cristian. Abbiamo Giusy in linea, ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire alla dottoressa, allora dottoressa, a chi le è andata bene, chi non ha avuto strani disturbi, se lo fanno ancora il vaccino, però insomma, tante persone, dottoressa, che ho sentito che hanno avuto male alle gambe, giovanissime, mal di qua, mal di là, hanno paura di farselo, anche sebbene che voi state dicendo che non dipende da questo, non dipende da quello, ma prima non avevano questi disturbi insoliti, questo voglio dire. E visto che verrà meno pericoloso, dite voi, in questi 2 anni si cureranno tipo influenza, ma non so neanche io cosa dire, perché a me è andata bene. Però dottoressa, chi ha avuto disturbi gravi anche, non so cosa pensino, perché uno dice una cosa, uno dice l'altra, certi medici non si vaccinano, non so perché. Questo voglio sapere, perché non so, mi dia lei una risposta, la ringrazio.
Abbiamo sentito le riflessioni di Giusy, prego professoressa Cattelan. Ecco, io vorrei sottolineare una cosa. Come diceva prima il collega, la prevenzione è l'arma fondamentale che oggi noi abbiamo nei confronti di tutte le malattie infettive e non solo. Questo vale per il Covid come vale per il West Nile, tutte le altre arbovirosi e quant'altro. E pensiamo anche alle meningiti da meningococco e quant'altro. Per cui la vaccinazione è un elemento cardine della prevenzione. Pensiamo che a livello globale, e questi sono i dati dell'OMS, la vaccinazione è soltanto seconda all'utilizzo di acqua potabile come arma per ridurre la mortalità. Quindi pensiamo veramente a che impatto ha la vaccinazione in generale. Poi purtroppo intorno alla vaccinazione per il Covid-19 c'è stata anche molta disinformazione. Per cui tutta una serie di patologie che comunque accadevano, perché pensiamo a tutte le forme di sindrome di affaticamento cronico, altre malattie cardiovascolari, eccetera, che si manifestavano comunque sempre indipendentemente dal vaccino, sono state poi in parte attribuite al vaccino che casualmente veniva effettuato in quel determinato momento. Ma credetemi, il vaccino è assolutamente sicuro, è un vaccino che è stato testato su milioni di soggetti ed è un vaccino che può essere fatto anche in età pediatrica. Per cui mi sento assolutamente tranquilla e consapevole di quello che sto dicendo e delle raccomandazioni che mi sento di fare. Poi abbiamo detto, tutti possono decidere cosa fare, non c'è una obbligatorietà, però dobbiamo avere molto senso di responsabilità, molto senso civico, perché la vaccinazione protegge noi, ma protegge anche gli altri. Quindi questo è un elemento importante da considerare, a mio avviso. Io penso che anche le nostre associazioni, Christian, siano da cassa di risonanza per far capire l'importanza che sta cercando di dare questa mattina, spiegando molto bene la professoressa Cattelan, l'importanza della prevenzione. Ecco, noi non dobbiamo aver paura di dire che dobbiamo fare prevenzione, perché con questa parola, perché se ne è fatta sempre molto poca. Noi avevamo sempre il terrore, la paura. Io racconto sempre, professoressa Cattelan, una volta quando si passava davanti alle sale operatorie, solo vedere la porta toccavamo ferro, però la paura, chissà cosa c'è dietro quella porta, nessuno ce la faceva mai vedere. Nel momento che sono entrate le telecamere, che abbiamo visto anche come funziona con le operazioni, questi interventi miracolosi a volte, un po' alla volta abbiamo capito che forse non dobbiamo aver paura, dobbiamo aver paura di non curarci, non di andare sotto i ferri, nel virgole, così capiscono anche i miei diversamente giovani il terrore, perché abbiamo visto. Adesso più noi vi sentiamo, più c'è questa comunicazione facile, leggera, che arriva a tutti, perché delle volte parlano anche medici che ho, anche scienziati, molto tecnico, e si fa fatica a capire, dico no scusi, lei ha capito, però a casa magari non l'hanno capito. Invece ho avuto ospite il professor Garattini, che ringrazio, il quale ha parlato talmente proprio in maniera molto semplice, di quello che è un farmaco, di quello che può provocare, di quello che tu pensi, questi integratori, che ha detto ma dov'è il riscontro? Cioè, mi ha fatto bene, e chi l'ha detto che ha fatto bene? Ecco, ha spiegato molto bene. Ecco, questo parlare semplice è fondamentale. Cosa dice, professoressa Cattelan? No, è fondamentale l'informazione e poi la formazione in chi poi deve informare. Per cui secondo me il linguaggio semplice è un linguaggio che va direttamente, che è capace di raggiungere la gran parte della popolazione, è l'elemento fondamentale, soprattutto quando vogliamo fare prevenzione, cioè quando vogliamo evitare che qualcosa si verifichi.
Cosa E ripeto, vi fa più paura, professoressa Cattelà, in questo momento? C'è qualcosa che vi fa paura oppure proprio la paura è proprio di non capire l'importanza della prevenzione? Perché la usiamo questa parola, facciamo ancora fatica poi a metterla in atto, e quello è il problema che abbiamo. Sì, però specialmente l'uomo, poi noi donne forse abbiamo capito di più l'importanza della prevenzione, forse l'uomo un po' meno, è sempre indietro, non si sa il perché. Prego. Pensiamo solo alle infezioni da germi multiresistenti che si contraggono in ospedale, ma si contraggono anche nelle RSA soprattutto, e da lì arrivano in ospedale, quando basterebbero veramente poche norme, che vuol dire l'igienizzazione delle mani, l'attenzione a determinate manovre, eccetera, per evitare la diffusione proprio da persona a persona di questi germi, che poi sono responsabili di infezioni gravi per le quali magari non abbiamo neppure le terapie e le armi sufficienti per combatterlo. Quindi dobbiamo veramente entrare in una mentalità nuova, che vuol dire prevenire, cercare di evitare che si creino tutta una serie di problemi, e questo vale per le malattie infettive, per le altre malattie, come vale in tutti gli altri campi. Pensiamo al discorso idrogeologico o quant'altro, insomma dobbiamo arrivare prima che si sviluppi il danno. Molto chiara, la ringrazio. Salutiamo la professoressa Anna Maria Cattelan, primario di malattie infettive all'azienda ospedaliera Università di Padova. Veramente grazie professoressa, la disturberò ancora perché il percorso sarà lungo, glielo posso assicurare, non è così semplice, però grazie a queste parole forse qualcuno capirà l'importanza del vaccino e della prevenzione. Grazie professoressa e buon lavoro. Cristian Sassaro, come ci saluti e cosa vuoi dire? Allora anche noi dovremmo fare prevenzione all'interno delle nostre strutture. Io personalmente penso che sia stata fatta molta disinformazione, no? Almeno delle voci che sento fuori, io basta. Ecco, molta disinformazione. È utilissimo quello che stai facendo tu nel spiegare in modo così semplice, così diretto e con pochi punti, ma ecco, le persone vanno rassicurate, secondo me, sia in questo campo ma come in tanti altri campi. Ecco, vanno rassicurate perché a volte si parla non conoscendo, ecco, quindi questo sia nel campo medico sia nel nostro campo sociale. A volte ecco, il problema è che non si conosce, quindi fa paura quello che non conosciamo. Ecco, conoscere di più vuol dire tranquillizzare le persone, affrontano tutto in maniera più semplice e più tranquilla. Ecco, dal lato mio come associazione, come Emporio, io spero che andiamo avanti crescendo appunto assieme come Empori, facendo rete finalmente, passetto alla volta. Passetto l'abbiamo fatto anche questa settimana, no? Quindi un passetto alla volta. Ecco, cerchiamo di sentirci anche più famiglia, più veneti, parliamo tanto di Veneto, no? E dopo però in realtà vedo che sono più province che Veneto, no? Quindi forse dobbiamo fare più Veneto tutti assieme e parlarci di più con dialetti diversi, ma ci parliamo di più e condividiamo di più. Dialogare, il dialogo è fondamentale. Dobbiamo confrontarci. Abbiamo Monica da Paese, ciao Monica. Ciao Mirella, buongiorno. Allora, io sono a favore dei vaccini ovviamente, solo che io sono diabetica di tipo 1, praticamente dalla nascita, e faccio 4 insuline al giorno. Io ho fatto il terzo vaccino l'ultima volta l'anno scorso, però ho avuto tutta una serie di problemi poi, nel senso che un po' è peggiorato il diabete purtroppo. Ho avuto delle grandi iperglicemie, adesso è stabilizzato per fortuna, ho fatto 4 visite cardiologiche, mi hanno trovato una sofferenza cardiaca che non avevo prima dovuta al terzo vaccino, adesso dovrei farne il quarto, però adesso ci sto pensando, insomma sto valutando se farlo o no, perché non sto bene, lavoro anche, però la vita mi è cambiata insomma rispetto a prima. E adesso ci sto pensando, sto valutando. Io non sono contro i vaccini, voglio precisare, solo che sono un po' dubbiosa, nel senso che... Ma le parole che hai sentito dalla professoressa Cattelan, Monica, perché è importante capire il messaggio che è arrivato a casa. Ecco, come le hai decifrate poi? No, trovo giusto quello che ha detto, è corretto tutto quello che ha detto lei. Sì, la prevenzione, infatti la prevenzione è
è la prima base che bisogna comunque usare, anche la mascherina, anche tutte quelle cose che bisogna non andare su posti affollati, come diceva anche l'ospite, appunto restare sempre attenti, ma del resto è sempre quello che ho fatto io prima, facevo già prima, e solo che io purtroppo ho avuto anche un altro problema, sono caduta in depressione appunto per il Covid. Sì, mi sono curata con psicofarmaci, ho un amico che è omeopata, mi ha aiutato, per fortuna ne sono uscita, però tuttora mi è rimasto lo spettro, è quello. Vediamo se c'è ancora la professoressa Cattelan, se vuole dire una parola, non so però se c'è Monica, no, è già andata. Comunque Monica, io penso che tu ti avvali di persone competenti che sono i medici, che è il medico di famiglia, sono gli esperti, perciò io penso che saranno loro che dovranno capire e indirizzarti nella maniera giusta, se fare o non fare, perché sono là per quello. Cioè, bisogna anche avere il coraggio di dire che abbiamo delle persone fortemente preparate, forse dobbiamo ascoltare loro più che fare il fai da te come fanno tanti, ma io penso che sia stato quello, allora non faccio più, cerchiamo di consultare queste persone, io penso che sia questo il segreto, bisogna fidarsi, perché il frutterolo, questo è buono, è fresco, allora questo mi fa male, cosa dice dottore, posso farlo, cosa mi consiglia, cosa dici, come ci saluti? Siamo tutti diversi uno dall'altro, quindi sicuramente quello che fa bene a me magari a te fa meno bene, no? E sicuramente anche questi vaccini, come altri farmaci, hanno delle controindicazioni come qualsiasi tipo di cose che assumiamo. Ci dobbiamo avvalere delle persone che sono competenti e farci chiarire la situazione, perché probabilmente a volte rischiamo di farci delle idee che magari non sono o magari sono, quindi sicuramente c'è bisogno di un confronto medico più approfondito per capire meglio la situazione. Grazie anche a Cristian Sassaro, presidente da Spreco a Risorsa, grazie veramente, grazie per quello che ci aiuti, veramente è una cosa molto importante, perché la famiglia cresce e purtroppo, come ha detto Cristian, i prodotti scarseggiano e dobbiamo cercare di aiutarci il più possibile, mandando anche un messaggio a queste aziende, a questi ipermercati, a queste multinazionali a volte, che forse, guardate che ci siamo anche noi che stiamo aiutando. Grazie, pubblicità. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo collegato da Padova Matteo Villa, fondatore di una comunità molto attiva, attivista, progetti umanitari in Marocco e Ucraina, perciò capirete bene il perché di questo ospite. Abbiamo anche collegato l'avvocato Davide Favotto, l'avvocato di Daniele Pavan, morto in un incidente addebitato veramente in una crisi di pulizia della strada dalla famiglia. Adesso sentiremo cosa ci racconta l'avvocato Favotto. Un abbraccio anche a questi genitori, a questa mamma in particolare, ecco, a questa, qualcuno dice burocrazia, qualcun altro la chiama in altra maniera, io dico invece che dobbiamo usare un po' di buon senso e non guardare solo i numeri, ma guardare cos'è quel numero, cosa vuol dire quel numero, cosa posso fare per quel numero. Cosa dice avvocato Favotto? Inizio proprio con lei perché è stato un caso veramente toccante, però c'è proprio il buon senso che manca, non c'è altro da dire, cioè, ma siamo diventati proprio tutti numeri. Prego, avvocato. Ha toccato sicuramente il tasto giusto, nel senso che ci siamo ormai burocratizzati in tutto e si è perso il senso della misura. La famiglia del povero Davide ha ricevuto questa fattura nel mese di novembre, quindi un po' di tempo fa, ma era troppo il dolore all'epoca e si era appunto trincerata questo silenzio assordante, direi io, che poi è sfociato, è esploso poi all'epoca della sentenza, quindi di una decina di giorni fa, e la famiglia ha deciso di denunciare anche questa situazione. La burocrazia che credo lo sappiamo ormai nella nostra vita quotidiana, ci riempie di scartoffie e ci riempie soprattutto di tante domande a cui spesso non sappiamo dare una risposta, e questa è una domanda che in questo momento fa male ricevere,
e che difficilmente sappiamo dare una risposta, perché davvero ricevono una fattura per pulire il sangue dalla strada del proprio figlio morto, un incidente senza alcuna colpa, riteniamo sia gravissimo. Allora, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, non ha seguito il caso, perché siamo noi una trasmissione che è vista in tutto il Triveneto e non solo, avvocato, andiamo a vedere appunto la spiegazione, cosa racconta questa mamma che è sconvolta, è una cosa che non ha spiegazione. Andiamo a vedere, mamma di Davide Pavan, queste spese di pulizia della strada. Sentiamo e poi commentiamo. Io non dovevo ricevere quella fattura. Io, inteso come mia famiglia, non dovevamo ricevere la fattura che indicava il pagamento della pulizia della strada di un incidente che non ha causato mio figlio. 183 euro per rimuovere i rottami dello scooter del figlio e lavar via il sangue dall'asfalto alla famiglia di Davide Pavani, il 17enne morto l'8 maggio del 2022 a Paese, travolto dall'auto dell'agente di polizia 31enne Samuel Seno. È toccata anche questa beffa, come la definisce mamma Barbara Vedelago, vedersi recapitare il conto dopo che il loro figlio è stato falciato sulla strada da un automobilista che, in stato di ebbrezza, correndo troppo forte, ha invaso la corsia opposta. Il patteggiamento 4 giorni fa, 3 anni e mezzo la pena, come si fosse trattato, dicono Barbara e i suoi legali, gli avvocati Davide Favotto e Elisa Caldato, di un incidente qualsiasi, privo degli elementi di gravità che sono invece emersi. 16 mesi per sapere che non fa un giorno di carcere, non ha pagato niente. Alla fine lui non ha pagato niente. Ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta Barbara, che in tribunale ha incontrato faccia a faccia il poliziotto responsabile dell'incidente. Voleva chiedergli degli ultimi 5 minuti di vita di Davide, sapere, dice, se mio figlio là era da solo oppure no. Dal momento dell'impatto a quando sono arrivati i primi soccorritori, l'ha visto soltanto lui praticamente, e io avevo bisogno di sapere se Davide in qualche modo aveva fatto un rantolo, mosso una mano piuttosto che... e solo lui poteva darmi la risposta. Com'è stato incontrarlo, signora? Devastante. Come ho già detto, da parte di entrambi sicuramente. Per 2 motivi diversi, ma da entrambi. Il 31enne le ha chiesto scusa, non perdono. Per quello, dice la mamma di Davide, ci vorrà del tempo. Quando un giorno avrà la sua famiglia, i suoi figli, li amerà in modo incondizionato e guardandoli negli occhi saprà cosa forse in qualche modo può rendersi conto cosa può aver provocato alla mia famiglia, e allora a quel punto può suonarmi il campanello e io deciderò. Nessuno riporterà indietro Davide, prosegue Barbara, che si è fatta tatuare il nome del figlio sull'avambraccio con la scritta "La mia stella nel cuore". Quando è che se l'è fatta? A Natale. Così ha Davide qui sempre con sé. Sotto la pelle è diverso, perché è con me, ma qua è sotto la pelle anche. Davide, che sulla patta della moto aveva il numero 805, l'8 del 5, dice la mamma, la data della sua morte. Un destino feroce che questa famiglia cerca di affrontare con coraggio, e Barbara spiega perché. Io a casa ho Nicola. L'altro figlio? Sì, e ho il dovere di insegnargli come si affrontano le cose, con il cuore e fino in fondo. Allora, intanto un abbraccio, ma un abbraccio grande a questa donna, a questa mamma, che ancora una volta è una donna, che ha il coraggio di esternare il proprio dolore, quello che vediamo, ma quello che veramente prova nessuno può immaginare. È talmente grande questo dolore che non si può descrivere, però il coraggio di metterci la faccia, di dire: ma dov'è la legge, dov'è la giustizia, perché questo? Perché avvocato, lei dice la burocrazia, sì è vero, sono d'accordo, però bisogna anche saper leggere le carte e non è così difficile se tu ci metti un po' di testa, un po' di buonsenso, un po' di cervello. Sto leggendo questo, cosa posso fare, cosa devo fare? Non è per forza che tu hai una linea dritta e devi fare solo quella. Ecco, saper leggere le carte, essere competenti. E sa perché glielo dico, avvocato Favotto?
perché io molte volte mi riscontro su questo, ma dico, ma chi hanno messo qua, su questa sedia, su questo ufficio? Ma questo sa di cosa sto parlando? Oppure vive da un'altra parte? Perché noi abbiamo bisogno, specialmente nel sociale, in temi delicati, di avere degli uffici competenti, degli uffici che sanno veramente che non siamo numeri, ma siamo delle persone che hanno bisogno di determinate risposte. Se questa persona avesse lavorato in una maniera diversa, forse questa lettera e questa spesa non sarebbe mai arrivata, perché si sarebbe resa conto, mettendosi nella parte, nei panni di questa famiglia, che forse era devastante far arrivare una carta del genere, perché se continuiamo a passare il cerino, ma la provincia non c'entra, il sindaco non c'entra nessuno, ma chi c'entra? La mamma che ha subito questo dolore, questa pazzia di questo uomo che la scusa è una cosa ma il perdono è completamente diverso. Prego, avvocato. Lei ha detto delle cose giustissime, ma sa cosa ci inquieta anche in questo momento? Che nonostante il nostro dolore, il dolore di Barbara sia stato esternato rispetto anche a questa specifica circostanza ormai una decina di giorni fa, perché la sentenza è di una decina di giorni fa, nessuna delle istituzioni ha alzato il telefono o si è fatta sentire per portare fare un gesto per esprimere solidarietà nei confronti della famiglia, e questo al di là degli organi di stampa che sono stati assolutamente gentili e carini e hanno compreso l'assurdità della situazione, dalle istituzioni nulla è pervenuto, e anche questo è significativo dal nostro punto di vista. Nessuno si sta prendendo la responsabilità o quantomeno, anche se non si parla necessariamente di responsabilità perché uno non vuole prendersene, comunque un gesto carino sarebbe stato quantomeno doveroso, noi riteniamo, da parte delle istituzioni, e invece nulla di tutto questo ci è pervenuto in questi giorni. Vede, avvocato Favotto, lo dico io questa mattina perché sono veramente sconcertata. Se muore qualcuno che è vicino alla politica, specialmente politica attuale, vicino ai vertici, sono pagine di giornali, telegiornali, solidarietà, di tutto e di più. Se invece non fai parte di questo cerchio magico, per quanto devastante, per quanto profondo, inumano è il dolore che tu provi, non gliene frega niente a nessuno. C'è il cittadino che si indigna però, il cittadino che capisce, che è vicino a questa famiglia, che è vicino a lei, avvocato, glielo dico io in questo momento, le sta dicendo avvocato vada avanti, ecco, faccia giustizia, è quello che ci fa andare avanti, ha capito avvocato? Non sono le istituzioni, quando io ho raccontato prima avvocato, e sono 13 anni che un banco alimentare all'interno della provincia, l'unico in Italia a essere un banco dentro un'ente pubblica, e in 13 anni penso di aver visto 4 politici e li ho a 50 metri. Lei capisce cosa vuol dire la sensibilità, il rispetto, la dignità del volontario. Zero, avvocato, non gliene anzi, prima vado via, meglio è, perché do fastidio. I poveri danno fastidio, i fragili danno fastidio. Questa carta che è arrivata mette in imbarazzo le amministrazioni, come ha detto lei, però è un fattore umano. Cosa c'entra la carta? Fai una telefonata, vai a trovare questo genitore, dico purtroppo è la burocrazia ma ti sono vicino, vediamo cosa fare. Zero, perché no, sennò mi espongo, nel momento che mi espongo mi faccio male. Avete capito? Ma state facendo male a questa mamma, a questa famiglia, ma vergognatevi, ve lo dico io, vergognatevi. Scusi avvocato, ma bisogna anche dirle le cose, che stiamo sempre zitti, ci mettiamo sempre a 90 gradi, questi continueranno, bisogna anche fermarli. Perché è veramente una cosa indecente quella che vediamo. Sei famoso, politicamente protetto, allora viene il mondo, se no non sei nessuno. No, non può funzionare così, avvocato, e non deve funzionare così. Dobbiamo avere rispetto delle persone, il rispetto, prego. No, dicevo, proprio per quello che la mamma ha deciso di rompere il silenzio, perché, ripeto, non sono i 183 euro della fattura evidentemente che spostano i termini della questione. La questione è che quella fattura non sarebbe mai dovuta pervenire alla famiglia, proprio per una questione che ha detto lei, per la questione di sensibilità, rispetto del dolore di questa famiglia. Se si fosse prestata maggiore attenzione, si fosse capito quello che si stava facendo e si fosse data importanza a quello che si stava facendo, invece di
mandare semplicemente un pezzo di carta, quella fattura non doveva arrivare, non sarebbe arrivata. Invece nulla. Ci tenevo a precisare una cosa e ringraziare invece i cittadini che a diverso titolo si sono mossi verso la famiglia, anche offrendosi di pagare questa somma che evidentemente, ripeto, non è una somma importante e la famiglia non richiede i pagamenti da parte di terze persone evidentemente, ma era proprio la solidarietà che abbiamo riscontrato appunto dai privati, invece è giusto citarla ed è giusto che venga resa pubblica, ecco, questo sicuramente. Allora, in attesa che arrivi il nostro ospite Abdallah Khanzagi, che sbaglia sempre orari perché loro sono così cari, una parte. L'orario è una cosa strana per Abdallah e sentir parlare, anche sentire cosa ne pensa Matteo Villa, fondatore di questa associazione molto importante che riguarda attivista nei progetti umanitari del Marocco. Andiamo a vedere un altro fatto che ha indignato veramente tantissimo una parte di opinione pubblica, che è questa grazia negata al macellaio Onichini. Poi sentiremo anche l'avvocato Favotto, ecco, se per cortesia ci può spiegare come funziona, perché il presidente Mattarella non ha dato la grazia. Andiamo a sentire. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rigettato la richiesta di grazia per Walter Onichini, commerciante di carni di Legnaro che il 22 luglio di 10 anni fa sparò e ferì il ladro albanese che era appena entrato in casa sua con dei complici per rubare. Per questo Onichini è stato condannato in via definitiva per tentato omicidio a 4 anni e 10 mesi di reclusione. La richiesta di grazia era stata fatta dalla compagna Sara attraverso l'avvocato Ernesto De Toni, che ha difeso Onichini nel lungo processo. La vicenda aveva riscosso il sostegno anche da parte della politica, con la Lega. La domanda di grazia risale al novembre del 2021, quando era stata depositata al magistrato di sorveglianza. Dopo 9 mesi era stata inviata al Ministero della Giustizia. Ora la notizia che è stata rigettata. Il sentimento è di amarezza perché eravamo molto convinti che la domanda di grazia fosse fondata sul principio di eguaglianza di trattamento presso i soggetti coinvolti in quella triste vicenda processuale, mentre quando per Walter Onichini la sentenza è passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso in Cassazione, dopo credo 48 ore, non ricordo bene, è arrivato l'ordine di carcerazione ed è stato accompagnato al carcere, e l'altra persona, pure condannata, è potuta rimanere sempre libera. L'ordine di carcerazione è stato fatto con grande ritardo, tanto che quando si è celebrato il processo dove lui era vittima è venuto a Padova a testimoniare, e pur essendo già divenuta definitiva la sentenza di condanna, non essendo stato emesso l'ordine di carcerazione, ha testimoniato ed è letteralmente corso fuori dal tribunale, e da allora non si è saputo più niente. Nel frattempo, dal gennaio di quest'anno, Walter Onichini è uscito dal carcere ed è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, un'opportunità per lui per aiutare in qualche modo la sua famiglia, che oggi, dopo la vicenda, si è trasferita da Legnaro a Camponogara. Il ladro albanese, invece condannato a 3 anni e 8 mesi per il furto in casa di Onichini, non ha mai scontato un giorno di carcere perché irreperibile. Allora, è la seconda volta che sentiamo avvocato Favotto non ha scontato un giorno di carcere. L'ha detto prima questa mamma meravigliosa, sentiamo adesso da questo servizio. Ci spiega un po', avvocato Favotto, come funziona? Perché sa che noi facciamo sempre più fatica a credere nella giustizia. Guardi che io l'ho provata anche sulla mia pelle, purtroppo, per casi non così, però veramente, ma solo su un tribunale dove chiedo giustizia, oppure sono su qualche altro posto? Perché quando per la prima volta che io entravo, per un furto naturalmente, che mi è stato chiesto, ma questa persona nella camera com'era girata, cosa vedeva? Com'era girata, cosa? Questo sa avvocato che mi ha chiesto il giudice. Com'era vestita a distanza di anni, il colore? Cioè, capisce che in quel momento io che sono, ma il pugno come gliel'ha sferrato? Io gli ho detto, scusi giudice, se scende forse glielo do così capisce bene come mi ha sferrato il pugno. Non sapevo cos'altro rispondere, avvocato. Ma capisce che siamo con le spalle al muro dappertutto, comunque, e ci sentiamo indifesi nonostante magari abbiamo anche l'avvocato. Prego, avvocato.
Allora, per quanto riguarda la vicenda del servizio, è ovvio che andrebbero viste le carte e quindi il presupposto è il rispetto delle sentenze in primis da parte mia e è ovvio che il tema trattato dal servizio è un tema molto delicato che introduce una delle scriminanti più controverse nel nostro ordinamento giuridico, che è quella della legittima difesa, che è stata più volte toccata anche recentemente dal legislatore, soprattutto in conseguenza di un governo di destra, mi pare, di una legge Salvini, è stata ulteriormente modificata e sono state soprattutto introdotte delle modalità che consentirebbero in maniera ampia la legittima difesa quando viene violato il domicilio. Poi c'è un problema pratico che secondo me viene sottovalutato da parte del nostro legislatore, ossia la carta, quella che viene appunto modificata attraverso gli interventi legislativi, e poi l'applicazione pratica di queste normative, perché è evidente che c'è una discrasia tra ipotesi e concretezza, perché sulla carta le pene esistono e il problema vero è l'applicazione di queste pene. Quindi ci si trova spesso in difficoltà, anche l'opinione pubblica si trova spesso in difficoltà rispetto a un aggravamento delle sanzioni e una risposta invece giudiziaria che non riscontra e non rispecchia l'aggravamento di queste pene. Nessuno va mai in carcere, nessuno sembra mai scontare quello che il legislatore aveva originariamente previsto. Quindi è un tema aperto questo. Sulla legittima difesa, e quindi tornando al caso, è evidente che chi ha giudicato ha ritenuto che non fosse stato commesso questo fatto in termini di legittima difesa, che si sia andati oltre alla legittima difesa. Mi creda, è un tema molto controverso e dibattuto anche tra noi addetti ai lavori. Quindi capisco che l'utente della strada sia in difficoltà nell'accettare o meno questi tipi di sentenze e queste valutazioni. Mi rendo conto che sia veramente difficile e quindi, ripeto, faccio fatica a commentare questo procedimento che non ho seguito direttamente, non ho letto le carte e quindi, ripeto, ovvio che si tratta di situazioni veramente borderline e credo anche che forse meriterebbero maggiore attenzione anche queste da parte dell'opinione pubblica, quindi è giusto dare spazio a chi evidentemente ritiene di aver subito un torto. Questa persona è finita in carcere, ha famiglia e quindi mi rendo conto che nel difendere la propria proprietà, addirittura passare dalla parte del torto, sia visto come una situazione assolutamente inconcepibile. Ripeto, andrebbe valutato caso per caso e quindi faccio fatica a commentarla nella concretezza della situazione. Grazie Avvocato, anche perché pensiamo al trauma anche di questi bambini, di questa moglie, pensate veramente, guardate che sono veramente devastanti quello che può capitare dalla sera alla mattina solo perché cerchi di difenderti, ma chi è che ragiona in quel momento quando li hai davanti? Ecco, non uno, attenzione, nella tua casa, nella tua intimità, con la paura per i tuoi figli, ma le leggi, ma quali leggi? Ma io non so se veramente riusciamo a capire il valore della vita umana, perché questo non riesco a capire. Pensate che hanno dato un numero al valore della vita umana, abbiamo fatto l'avvocato presente, il cugino ha un valore, il fratello ne ha un altro, cioè ma che valore ha la vita umana? Ecco, lo chiederei anche, grazie Abdallah, è arrivato il nostro Abdallah Karzaghi, ecco, che valore ha la vita umana per te? E in Marocco se uno uccide una persona, ecco, entra in casa di una persona, gli fa del male, cioè va in carcere quello che ha subito o quello che è in casa? Come funziona in Marocco? Poi vedremo le immagini devastanti invece anche del Marocco. Prego. Per legittima difesa si considera non un reato, quindi... Se uno entra in casa vostra, fate legittima difesa, non è un reato? Non è un reato perché comunque uno invade la tua privacy e non è ammissibile che uno entra nella tua vita privata e quindi poi dipende anche dalla circostanza. Dalla gravità del caso. Circostanza. Però viene portato subito in carcere o va ai domiciliari come qua? Comunque viene analizzato il caso con una indagine e con quella indagine ovviamente se uno fa finta che una
persona è entrata a casa sua e lo ammazza, è un conto. Però se c'è un ladro che entra alle 3 di mattino e ha precedente penale, quindi diventa una legittima difesa. È un arresto immediato, diciamo. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Matteo Villa. Grazie veramente di essere qui, fondatore di questa importante attivista di questo progetto. Ecco, lei ha seguito un po' anche di quello che abbiamo parlato. Ecco, come commenta, poi parleremo del Marocco, ma è importante sentire anche come funziona dalle altre parti, che non lo sappiamo, perché nessuno ce lo dice. Sembra di essere i più buoni del mondo, noi sa Villa. In Italia siamo i più buoni del mondo, qui si può fare di tutto e di più, ognuno ha le proprie regole. Via, prego Villa. Grazie Mirella e buona settimana agli ascoltatori. Ecco, io non conosco il caso specifico e non sono un esperto di diritto penale o di esecuzione della pena. Sicuramente il signor Walter, penso così si chiami, è stata vittima della disfunzionalità dell'esercizio del potere, della forza da parte dello Stato, perché è lo Stato che deve garantire la sicurezza ai cittadini. Quando lo Stato è inefficiente e demanda la sicurezza al cittadino, succedono casi di questo tipo e chi ci ne va di mezzo poi è il cittadino stesso. Sarebbe proprio lo Stato che deve tutelarci. Io sconsiglio sempre di avere armi in casa o di reagire, perché sono solitamente gli stati meno sviluppati di quelli che ho visto io nel mondo, insomma, ottantina di stati li ho visitati, sono sempre gli stati più poveri che demandano la sicurezza del cittadino, al cittadino stesso, non allo Stato. Quindi sicuramente Walter è una vittima della disfunzionalità del nostro sistema di gestione della forza e di tutela, ma soprattutto delle disfunzionalità del nostro sistema penale. Probabilmente il ladro non farà un giorno di carcere, probabilmente questo signore, anche se poi con tutte insomma, sicuramente non andrà in carcere o rimarrà poco, però avrà una vita distrutta, avrà dei problemi. Ecco, io cerco sempre di consigliare di evitare di reagire o di autoproteggersi, perché si rischia sempre di creare un danno più grande. Molto chiaro. Andiamo a vedere adesso anche le immagini dal Marocco. Allora, Abdallah, sei appena tornato, cosa ci vuoi dire? Ecco, tu eri su una parte fortunatamente che non è stata toccata dal terremoto, però hai visto con i tuoi occhi, ecco, la desolazione, il disastro, ecco, queste mura che crollano, che si disintegrano. Prego. No, noi il giorno 9 alle ore 11 di sera sono state più di una scossa, e soprattutto i primi alle 11:15, 2 scosse che le ha sentite tutto il Marocco. Ero ad Agadir, per fortuna noi eravamo un posto antisismico con le norme diciamo edilizia di oggi, e quindi non è successo niente, ma maggiormente nel quartiere diciamo più debole, in mezzo all'Atlas, alle montagne, dove sono costruiti con le argille, con la terra, lì hanno subito danni enormi. Quindi c'è quasi più di 3.000 morte, ci sono ancora ad oggi dei dispersi, quindi noi abbiamo subito questo terremoto che è stata per noi una situazione molto, molto sconvolgente. Però questo non ha diciamo, impedito il volontariato, non ha impedito degli aiuti fra la gente, non ha impedito che c'è un altro Marocco anche nel dramma che è molto solidale, e quindi le foto e anche le video di tutte le città che col poco che hanno dimostrato che
che non possiamo fermarsi perché c'è un dramma, ma questo dramma può darci una scintilla per ripartire. In effetti quello che abbiamo visto, Villa, è proprio questo. Nel momento che succede la catastrofe, la solidarietà non ha confini. Non ci sono nemici, anche il nemico, fino all'altro giorno tuo nemico, diventa amico perché ha capito che hai bisogno. Ma devono arrivare queste catastrofi, queste guerre, Ville, me lo spieghi? Per capire che forse dobbiamo vedere e guardare tutti il diverso con occhi diversi, ragionare, il buon senso, capire che siamo tutti fratelli, che dobbiamo aiutarci, perché poi avviene questo. Tutti quanti si cerca di partire, di arrivare, quelli che riescono a farlo, le associazioni si uniscono, e proprio i paesi, i popoli veramente, perché tutti, non sono solo gli stati lì, sono i popoli, perché i popoli mandano, ecco, arrivano aiuti dappertutto, o sbaglio, ma bisogna arrivare a questo per capire che c'è un unico cielo e forse abbiamo una sola vita. Prego, Villa. Beh, sicuramente quando ci sono queste disgrazie i cuori si aprono, e soprattutto in paesi molto amati come il Marocco, perché il Marocco è un po' come l'Italia, tra i paesi del Nord Africa è forse quello che ha più relazioni, è quello più stimato tra i paesi dell'Unione Europea, è un nostro partner commerciale fondamentale sia degli Stati Uniti e dell'Europa, e quindi subito la macchina di solidarietà si è messa in moto. Io ho visto, sfortunatamente ho avuto modo di partecipare a diverse crisi internazionali. Quando si mette in piedi una macchina dell'aiuto va fatta con professionalità. Infatti il Marocco ha deciso una serie di paesi da cui ricevere aiuto proprio per evitare che si creasse troppo caos, e la macchina si è messa in moto. Anche noi dall'Europa, con l'associazione anche di Abdallah, stiamo iniziando un piano post emergenza per vedere di dare elettricità alle scuole dell'Atlante che sono state distrutte e portare quello che serve per ricominciare. Ecco, il Marocco è un paese molto lungo anche geograficamente, quindi ha delle zone ad economie diverse, no? Soprattutto l'area di Marrakech a sud è dedicata al turismo, quindi deve per forza ripartire in fretta, perché sennò oltre ai danni ci saranno i mancati incassi per il turismo che già hanno fatto soffrire la regione nel periodo del Covid. Ecco, io penso che in questo momento anche l'Algeria, che se vogliamo è uno dei principali nemici del Marocco, ha aperto lo spazio aereo per consentire i soccorsi. Siamo tutti amici del Marocco in questo momento, no? Forse anche complice il fatto di quelle emozioni che ci ha regalato anche durante il Mondiale di calcio, no? Dove il Marocco è stato conosciuto da tutto il mondo per quell'impresa che si pensava difficile e che è riuscito a portare a termine, soprattutto l'Italia. L'Italia è vicina al Marocco, infatti anche il Premier Meloni subito ha detto siamo qua disponibili ad aiutare. Ora sarà Marocco a decidere in che modo. È un paese molto sviluppato, per chi non lo sapesse è molto diverso dall'Algeria, la Tunisia, l'Egitto. È un paese moderno dove ci sono delle piattaforme industriali importanti anche per la transizione energetica, ha gli impianti solari più grandi che ci sono in Africa, pensiamo agli impianti di Ouarzazate, proprio dove c'è stato il terremoto e che pare non siano stati rovinati, ha tutte le piattaforme, anche a breve una gigafactory di batterie a litio. Insomma, per noi è un partner occidentale fondamentale, differenziato. Quindi noi siamo al 100% con Marocco. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, trevigiani in Marocco col terremoto, andiamo a vedere. È stato particolarmente forte, cioè sulla terra sotto sembrava veramente dovesse esplodere da un momento all'altro. Sono stati 30 secondi lunghi, sì. Poi il fatto di veder cadere i calcinacci e pezzi di coccio, sì, faceva impressione. Raggiungiamo Maria Paola Darù in aeroporto a Marrakech. Il segnale della videochiamata è disturbato. Lei e la figlia stanno aspettando il volo che le riporterà dopo uno scalo a Tolosa in Italia. Le due donne erano partite mercoledì da Treviso alla volta di Marrakech per trascorrere qualche giorno di vacanza. Venerdì sera, quando viene registrata la prima fortissima scossa, madre e figlia sono appena rientrate nel loro riad dopo essere state a cena fuori. Spaventate si allontanano cercando di evitare la piazza centrale presa d'assalto e le altre vie interessate dai crolli. Abbiamo
tentato di scappare, di allontanarci un attimo, però cominciavano a cadere già calcinacci e quindi siamo tornati immediatamente indietro perché la situazione era non era delle migliori. A quel punto Maria Paola e la figlia si rifugiano in una piccola piazzetta dove restano fino alle 4 del mattino per poi rientrare nel Riyadh e recuperare i propri effetti. Cercando appunto di evitare di farci male perché c'erano stati dei piccoli crolli sulla via del Riyadh, abbiamo fatto le valigie, ci hanno accompagnato fino al taxi senza lasciarci mai soli. Nel pomeriggio di sabato insieme ad altri italiani raggiungono l'aeroporto di Marrakech con la speranza di anticipare il volo, ma biglietti non ce ne sono più. Dal momento in cui c'è stata la scossa, verso le 4 di notte, noi abbiamo preferito raggiungere l'aeroporto e rimanere in aeroporto. Appena arrivati eravamo un attimo tutti un po' agitati, stanotte noi abbiamo dormito qui, ci siamo un po' arrangiati alla meglio, ma diciamo un clima anche molto cordiale anche da parte delle persone, veramente ci hanno aiutato tutti. Dopo i primi momenti, quando i contatti con l'Italia sono impossibili, Maria Paola e la figlia riescono a rassicurare amici e parenti. E ieri ho ricevuto anche un messaggio da parte del nostro sindaco che in queste situazioni fa piacere essere ricordati. Sono state ore trascorse tra paura e attesa, quelle vissute da madre e figlia. Siamo un po' provate, nonostante tutto, però ci spiace anche partire, ecco, e ci dispiace anche lasciare queste persone perché veramente sono state molto molto carine con noi, vedere che hanno perso molto, familiari, molti di loro e anche le case, ci fa veramente male. Tornerà in Marocco? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Aspetterà un po', ma ci torno. Allora, Bernard Casaggi, ecco, il ruolo delle istituzioni. In questo momento capita questo, ma non sono solo, perché ho vicino l'istituzione, specialmente le nostre istituzioni. Come funziona? Raccontaci. No, allora, il Marocco ha dimostrato con questo terremoto che l'istituzione c'è e quindi attraverso tutta la macchina, diciamo, di protezioni civili, militari, polizia, le associazioni del volontariato e anche la gente semplice ha dimostrato che in qualche modo tutti hanno la volontà di aiutare in questo terremoto. Poi anche l'Italia e gli italiani e soprattutto l'ambasciata italiana che è stata molto presente perché io personalmente con l'ambasciatore ho rapporti diretti e mi è stato anche comunicato che ovunque che io so che qualche italiano in difficoltà devo comunicarlo subito e in qualche modo in tempo reale viene aiutato da parte dell'istituzione italiana e soprattutto dall'ambasciata. Quindi è per la prima volta che noi vediamo, io ho vissuto quasi 5-6 ambasciatori nell'arco di questa mia immigrazione e per la prima volta vedo che c'è un ambasciatore che crede veramente alle persone italiane e anche al dialogo e anche ha pensato comunque di trovare qualche soluzione per poter aiutare anche il Marocco su questo verso. Allora, abbiamo parlato del terremoto, adesso io vorrei parlare di migranti, vorrei parlare anche con Villa di queste situazioni che vediamo tutti i giorni, devastanti, di una desolazione. Io provo un imbarazzo anche a parlarci, essendo donna, essendo italiana, essendo una donna anche europea, di quello che vedo. Noi nel mondo del volontariato, Abdallah lo sa benissimo, che stiamo cercando di dare delle risposte, aiutando in maniera concreta la fragilità subito, immediatamente.
però sono dei numeri che veramente non si riescono a capire. Cosa sta succedendo e com'è la situazione del suo osservatorio, Villa? Cosa sta succedendo? Perché morfologicamente siamo così, è qua che arrivano. Ecco, i messaggi che stanno arrivando, quello che sente dalla politica, come lo sta leggendo, Villa? Questa è una domanda abbastanza ampia. Vabbè, che le politiche migratorie negli ultimi 20 anni abbiano subito delle accelerazioni sotto gli occhi di tutti. Noi già da 10-15 anni fa ne cominciamo a parlare negli anni nel 95, nel 96 con i primi governi Berlusconi della Lega, la Bossi-Fini. Non è tanto una questione di quale sia la legislazione adatta. Diciamo che l'Italia in tutti questi anni non ha mai trovato delle soluzioni adatte, no? Se noi visitiamo i paesi del Nord Africa, dell'Africa, ogni 500 metri possiamo trovare un ufficio canadese di ricerca di personale, ci sono gli uffici francesi, gli spagnoli hanno il loro network, ci sono i greci, ci sono gli inglesi. Cosa fanno con gli altri paesi? Sostanzialmente selezionano le persone che vogliono portare nei loro paesi. Se uno arriva che già parla inglese, è laureato, subito viene preso. Un altro può fare domanda, gli si suggerisce di fare dei corsi o gli si attivano delle politiche. L'Italia ha deciso invece di non scegliere le persone da ricevere, ma ha preferito prendere quello che arriva. E ovviamente, senza fare filtri, arrivano persone più povere che hanno molto più bisogno, ma che faranno anche molta più fatica a integrarsi nel nostro territorio e poi vivere e aiutare a svilupparlo. Perché c'è stata proprio questa mancanza di programmazione anni. Adesso è tardi, adesso possiamo cercare di aiutare, ma non potremo mai bloccare l'arrivo. L'arrivo, come ben sappiamo, è dovuto innanzitutto all'aumento delle crisi geopolitiche nella parte francese. Questo perché il Marocco è molto importante per noi, perché è l'unico paese stabile, è la porta dell'Africa e ci aiuta a gestire queste situazioni. Quindi riscaldamenti climatici, terrorismo, tutto lo jihadismo dell'Africa francese, i paesi come la Costa d'Avorio, il Burkina Faso, il Mali, una volta erano frequentabili come il Marocco, oggi sono territori molto insidiosi e pericolosi, quindi è normale che ci sia una pressione migratoria. Ecco, l'Italia è storicamente incapace di gestire questo primo problema, proprio gli mancano le basi culturali, intellettuali e manageriali, c'è poco da fare. Sentiamo anche l'avvocato Favotto come commenta queste parole proprio come avvocato. Ecco, questi permessi di soggiorno sono lunghissimi, in altre realtà sono molto più veloci, basta pensare alla Germania, non sono così, cioè c'è qualcosa anche come leggi che non funziona oppure non vengono applicate nella maniera corretta. Cosa ci dice, avvocato? Ma anche questo è un altro degli enormi problemi dello Stato italiano. Si è parlato della legge Bossi-Fini, ma la legge Bossi-Fini è degli anni 90 e questo cosa comporta? Che abbiamo una legislazione che anche questa è stata modificata nel corso degli anni, ma trova scarsa applicazione e soprattutto non c'è una velocità nel gestire questi tipi di situazioni. Ma secondo me è sacrosanto quello che è stato detto fino adesso, nel senso che il problema non è dovrebbe essere risolto a monte, non a valle, quando i disperati, perché io li chiamo così, che arrivano qui ovviamente si trovano a che fare con una realtà, quella italiana, che nel corso degli ultimi anni è in difficoltà già di per sé, perché abbiamo un sacco di lavoratori italiani in difficoltà e a casa, e questo alimenta la tensione sociale, perché lo straniero viene considerato colui che ruba i posti di lavoro all'italiano. È un problema sociale enorme questo, perché in realtà l'Italia avrebbe tutte le possibilità del mondo per poter accogliere le persone e accogliere soprattutto in maniera dignitosa, una cosa che manca in questo momento, perché non c'è la possibilità in questo momento storico di gestire il carico migratorio che c'è, e quindi giustamente si diceva gli altri stati agiscono a monte, l'Italia solo a valle, e quando le persone arrivano qui sono tendenzialmente persone disperate, anche di grado culturale minore rispetto a quelle che invece vengono scelte da altri paesi per i loro stati, e questo comporta che c'è degrado sociale. Le persone che arrivano qui si trovano a dover gestire un degrado sociale
E quindi è un problema che si ripercuote nella nostra quotidianità, perché lo vediamo in giro per le nostre città, c'è tanta gente che non fa niente, è in giro e crea disagio sociale e disordine sociale. Avvocato, però è importante quello che ha detto Matteo Villa e lo ringrazio. Gli altri paesi hanno cercato di aprire all'interno di queste realtà così drammaticamente provate per un assieme di cose, degli uffici dove rivolgersi, anzi con formazione, anche perché questo è quello che ha detto Matteo Villa, cosa che non è stata fatta dall'Italia. Beh, lo sa che io è la prima volta che lo sento, avvocato, io non so se lei l'aveva sentito questo. Io personalmente, con tutti gli ospiti che ho avuto, Abdallah, se non mi porti tu queste persone che parlano molto chiaro e dicono qual è la realtà, quello che si sente da noi è solo non si può accettare, non si possono accettare questi numeri, non possiamo accogliere, non abbiamo le risorse. Anzi, io ho visto veramente anche la politica che è in forte difficoltà, perché che la si veda bene o male, questa Presidente donna Meloni è riuscita a portare la von der Leyen a vedere con i propri occhi quello che sta succedendo, perché prima si diceva sempre l'Europa, no, vieni a vedere, tocca con mano, guarda con occhi quello che non riesco a risolvere da sola, anche se hai nemici in casa, questa donna, e non sa come gestire la situazione, che non è facile neanche per lei, però dell'Europa ha bisogno, non c'è niente da fare, inutile che vogliamo dire che non abbiamo bisogno. Anche noi col PNRR, se non ci dava questi fondi, sia che dobbiamo restituirla, sia quelli che sono arrivati gratis, da soli non andavamo da nessuna parte. Dobbiamo forse capire anche questo. Ecco, se qualcuno vuole mettere i soldi che mancavano e che non avevamo e che si faccia avanti, perché senza di quelli noi saremo crollati. Cosa vuoi dire, Abdallah? Ecco, questo tira e molla, questo tu che vivi nella tua pelle, e grazie veramente a Matteo Villa di aver spiegato in termini semplicissimi, molto chiari, come funziona e cosa fanno gli altri stati. Prego. Quando un politico è all'opposizione, ovviamente tira fuori il meglio di lui per mettere in difficoltà chi governa. Ma come dicevi tu, la Meloni non ha mai gestito con i suoi diciamo con la sua presenza la questione. Adesso, come è evidente, noi abbiamo avuto un numero più maggiore di richiedenti in questi anni. Gli arrivi, perché gli arrivi sono quelli. L'importante, diciamo, protocollo che è stato fatto quando era Minniti, ministro dell'Interno, è andato a siglare dei protocolli d'intesa con la Libia, con la Tunisia, con l'Egitto, e quindi lì è stato fermato per un po', poi non è mai stato rinnovato questo protocollo. Scusa, protocolli d'intesa vuol dire che noi diamo soldi a questi stati perché blocchino? No, spieghiamo anche sta roba, perché vogliamo anche capire i protocolli cosa prevedono. Quindi per noi è stato importante, perché io gestisco delle centri di accoglienza, ovviamente non vogliamo essere intasati e non vogliamo neanche gestirli perché è complicata la situazione. È complicata, scusa, dalla burocrazia, come ha detto l'avvocato Favotto, queste leggi che vengono interpretate non nella maniera corretta. Cos'è complicato? Ma sai che per noi abbiamo 8 anni di gestione e per fortuna non abbiamo mai avuto problemi. Però bisogna sempre prevenire, quindi io non ho una vita. Tu dormi tranquilla, ma io non ho mai dormito tranquillo perché è una situazione in cui si evolve continuamente e deve sempre prevenirla. Quindi bisogna sempre aprire non 2 occhi ma 4 occhi. Ne basta uno per creare proprio disordine e problemi. Noi su questo siamo molto pignoli, molto diciamo anche severe. Soprattutto noi abbiamo un centro dietro la stazione di Treviso
e lì noi conviviamo con la cittadinanza e dobbiamo mantenere una certa Però non ha sicurezza. mai avuto problemi. Non abbiamo mai avuto problemi e non vogliamo averli. Ma perché non hai mai avuto problemi? Perché tu sei stato molto bravo, e qua lo dico pubblicamente, dopo sentiamo anche Matteo Villa, perché tu hai messo delle regole ferree, però senza toccare la dignità delle persone, cercando di dare il più possibile dignità e fare quello che potevi fare, perché non è, ad esempio, che sei così libero. Io continuo a dire, scusa Abdallah, vorrei sentire Matteo Villa, perché non facciamo formazione con queste persone? Non sanno far niente, questo è il messaggio che sta passando Villa. Ma tu hai chiesto a queste persone cosa sanno fare? Cioè tu li hai presi e uno gli ha detto tu cosa sai fare? Io ho parlato con questi, tu lo sai, e gli hanno detto il falegname, sai fare il falegname, perfetto. Però Abdallah ha problemi grossi, perché se il permesso di soggiorno non è in regola, sto falegname se lo sogna. Ma cerchiamo falegnami. Allora Matteo Villa ci vuole spiegare cosa sta succedendo, se è proprio vero che non sanno fare niente? Primo parlano minimo 3 lingue, e nessuno lo dice, 3 lingue parlano. Abdallah, sbaglio? Sì, parlano. Poi sanno anche lavorare, non sono né degli idioti né degli ignoranti. Poi sono anche giovani. E sono anche giovani. Matteo Villa, ci spieghi un pochino, perché qua sta passando il messaggio, e dove li mettiamo, e cosa facciamo, e come facciamo a insegnarli? Prego, Villa. Beh, questo si ricollega rispetto a quello che ho detto prima. Non avendoli scelti, una volta entrati, li mettiamo in un limbo giuridico dove è impossibile impiegarli, perché hanno uno status legale che non permette, per esempio, a Abdallah di prendere i 3 falegnami e darli a un'azienda veneta che li sta cercando disperatamente. Non si può, c'è tutta una trafila che dura anni. No? Quindi anche negli anni 2005 con gli industriali, quando avevamo bisogno, avevamo fatto un piano con delle scuole per andare a cercarli, formarli e poi portarli, ma non è stato possibile perché il sistema delle quote non funziona. Quindi oltre il danno, la beffa, arrivano persone che non selezioniamo, che non possiamo impiegare, che non possono andare in altri paesi perché hanno questo status, e quindi è un cane che si morde la coda. Dovremmo fare tutti quanti un esame di coscienza e dire fino adesso abbiamo sbagliato, vediamo i paesi più avanzati cosa stanno facendo e mettiamoli in atto. Cioè è molto semplice, questi ragazzi sanno fare tante cose, certo vanno formati. Per esempio le aziende del territorio che stanno cercando un sacco di addetti per la raccolta differenziata, non ci si trovano, non ci sono. I lavoratori di adesso sono anziani, non possono chinarsi. Avremmo tantissimi posti, ma dalla parte burocratica non ci permette proprio di impiegarli, quindi saranno un costo per noi. Basterebbe poco, basterebbe rivedere delle leggi che però ormai sono diventate simboliche, identitarie e quindi non modificabili. E quindi c'è poco da fare. Sa Matteo che mi viene da sorridere, l'altro giorno ho avuto la Coldiretti e hanno detto chiaramente mancano 100.000 persone per fare questa attività. E poi quando sentiamo le varie interviste, la prima cosa che dicono, io facevo l'agricoltore. E quando tu vedi queste realtà che si inseriscono nel territorio, sanno lavorare forse meglio di qualcun altro. Sanno lavorare, e questo è il messaggio che deve passare. Vediamo chi sa lavorare, vediamo cosa sai fare. Bene, adesso ti trovo la via per... Ma sa cosa penso, Abdallah, scusami se lo dico, che sotto a tutto questo ambaradam, a questi paletti, ci sia un business pazzesco, io lo dico. Per me, sotto tutto questo ambaradam di paletti c'è un grande business. Tanto è vero che Matteo Villa ha detto chiaramente, noi abbiamo cercato anni fa di fare questo con gli industriali, avevamo le idee chiare su quello che era il percorso da fare, e ha anche detto basta copiare cosa fanno gli altri, non è che dobbiamo inventarci la luna. No, Matteo, troppo facile, no, perché qualcosa c'è che non ci dicono. Avvocato, lei ci spiega cosa ha capito, perché io faccio veramente fatica a stare zitta a volte, perché proprio non ce la faccio, e poi collaboro anche con Abdallah, perciò quello che non può dire Abdallah lo dico io, perché sono esterrefatta. Ma cosa lasciamo questi ragazzi dai 18 ai 30 anni con dei fisici eccezionali su 4 metri avanti e indietro perché il permesso non arriva? Ma questi quando hanno saltato il muro c'è già l'avvoltoio con la droga che gli dice vieni qua che ti faccio vedere io come prendere tanti soldini? O sbaglio, avvocato, ci aiuti?
Guardi, non so, sono balzate alla cronaca sempre più spesso le ipotesi di caporalato, un reato che io non sentivo da tantissimi anni, invece anche a Treviso è ripreso questo tipo di reato, quindi lo sfruttamento di lavoratori nei campi per vari tipi di attività evidentemente agrarie e questo è un sintomo del fatto che c'è un problema da un lato di manodopera e poi di sfruttamento della manodopera. È più facile, e questo però ripeto è una questione anche politica di salari, evidentemente l'italiano non vuole più fare certi tipi di lavori e tra cui lavorare nei campi e ci sarebbe la manodopera che però non si può regolarizzare per quello che è stato correttamente espresso prima, perché c'è una trafila burocratica prima di arrivare alla possibilità di regolarizzare queste persone e quindi si crea questo meccanismo illegale che viene evidentemente favorito da questa burocrazia antica che consente anche questo tipo di reati che, ripeto, credevo fossero ormai estinti, invece ci troviamo ancora a che fare. E poi, come giustamente dice lei, se questi soggetti non vengono prontamente regolarizzati, perché esistono nel nostro territorio e lo sappiamo, continueranno ad andare in giro per le nostre città, basta passare vicino alla stazione e vediamo cosa c'è, e magari avrebbero voglia di lavorare e la possibilità di lavorare essendo anche giovani, ma non possono perché sono in una situazione giuridica che non consente a loro di poter fare nulla e lo sfogo naturale per poter sopravvivere magari è quello di purtroppo delinquere. Vengono assoldati da soggetti privi di scrupoli che li fanno sì che vengano assoldati appunto come corrieri della droga. È un problema, è un enorme problema quello di regolarizzare i soggetti che sono qui e per le persone che sono qui e che vorrebbero anche magari poter lavorare, ma c'è questo status che gli è impedito dalla burocrazia. Grazie Avvocato, veramente grazie per aver ricordato che anche qui da noi c'è il caporalato, qui si parla molto poco di questo, ha capito Avvocato? Invece bisogna iniziare anche a parlare di quello che abbiamo anche noi in casa. Abdallah, come commenti le parole dell'Avvocato Favotto? No, ma veramente da noi un giorno sì, un giorno no, vengono industriali, vengono agricoltori, vengono vari artigiani per chiederci la manodopera. Li ho mandati anch'io, Sì. Sì, perché glielo dico sempre, andate là. E noi cercheremo di essere fuori di questo, diciamo, cioè suggeriamo il contatto, ma non entriamo in merito perché altrimenti saremo anche noi implicati se ci sono dei problemi, quindi per il momento noi non abbiamo mai entrato in merito perché ovviamente se non c'è pagamenti, se non ci sono dei problemi, ci sono delle cose, noi vogliamo essere lontani. E fai molto bene, fai molto quello bene. Che abbiamo, ne abbiamo già tanto da Però fare. questa formazione che si potrebbe fare, in attesa anche di questo maledetto e stramaledetto permesso di soggiorno che ha dei tempi lunghissimi, perché non si può fare? Perché non si può portare questi ragazzi a fare formazioni in attesa poi che vadano dove vogliono, perché non è, tanti sono anche di passaggio? Dico noi, nel nostro piccolo, noi a Moliano abbiamo 3 ettari di terra, e abbiamo un esperto dell'agricoltura che è praticamente un nostro dipendente e abbiamo formato 18 ragazzi su come tagliare il giardino, su come innaffiare. La formazione. Una formazione agricola. Questi 18, nel nostro, ovviamente con la Chiesa Valdese, con la Prefettura di Treviso, perché noi siamo gestori ma non abbiamo questi 18 tutti hanno trovato il lavoro, tutti nel nostro piccolo, però mette conto se noi iniziamo a allargare questa cosa per le falegnamerie, per l'elettricità, per questo, per quello,
Sicuramente Matteo Villa, dobbiamo saranno delle aprire la risorse mente, importanti. aprire gli occhi, ecco, cambiare il registro e guardare soprattutto il diverso, questi ragazzi che sono dei ragazzi splendidi, io li ho visti, ragazzi e ragazzi, io poi un banco solidale, Dalla lo conosce e sa benissimo, ecco, l'importanza anche della socializzazione, dell'integrazione, ecco, le culture che si scambiano e sono diventati tutti amici, io non ho mai avuto problemi, lo sa benissimo Abdallah, e quando ho qualche problema chiamo lui, così me lo risolve lui e risolvo tutto. Prego, cosa dobbiamo fare? Ecco, che messaggio vuole dare Matteo Villa? Beh, innanzitutto non è buonismo, bisogna essere pragmatici. Noi abbiamo bisogno sicuramente di persone che arrivino, perché la nostra demografia parla da sola. Abbiamo bisogno di persone valide e quindi dobbiamo essere pragmatici e richiedere ai nostri amministratori capacità progettuale, non slogan. Va bene, questi stanno arrivando, cosa facciamo? Come possiamo migliorare il nostro sistema amministrativo per permettere che diventino qualcosa di utile? Quindi il caso è emblematico, quello di Abdallah, a uno dei centri forse migliori d'Italia, bellissimo, a Mogliano, ha fatto questa esperienza sull'agricoltura, che è esattamente quello che bisogna fare. Tempo fa pensavamo a un grande piano di formazione per insegnare a questi ragazzi a montare i pannelli solari sulle case, dato che non abbiamo tecnici. Ci sono tantissimi lavori, ma anche good jobs, come si dicono, lavori ben remunerati che potrebbero fare. Dice bene Abdallah, ci fermiamo un attimo perché può essere complicato, è facilissimo commettere un illecito, la normativa è complicata, quindi nessuno lo fa, aspetta, perché dietro l'angolo magari c'è il reato di immigrazione clandestina, se aiuti qualcuno, insomma è complicato. Finché non ci saranno delle norme che permettono a gestori come Abdallah di fare un passo ulteriore rispetto al semplice tenere la persona ma poi inserirla, sarà molto complicato. La richiesta di manodopera c'è, certo, bisogna fare la formazione, bisogna insegnare tante cose, per quello sarebbe meglio sceglierli invece di lavorare su chi arriva, però è molto 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 complicato. Cioè, abbiamo Renato da Chioggia, mi scusi Matteo Villa perché sennò mi cade la linea, sentiamo e siamo anche in chiusura, vai Renato, vai. Buongiorno. E ribuongiorno alla stupenda trasmissione. Il signore che sta parlando sta dicendo cose giuste, però nessuno dice perché gli italiani, i veneti, i calabresi, tutti quanti eccetera, piemontesi, non hanno fatto i figli. Hanno alzato i mutui. C'è un amico di mio figlio che è disperato, sta andando in giro scegliendo quale ponte buttarsi giù, e gli hanno alzato il mutuo della casa, una roba indescrivibile. E questo però lo dicono i telegiornali e bisogna sottolineare questo, perché non fanno figli, perché non hanno fatto figli, e perché le buste paga non hanno più la famosa contingenza, che praticamente il costo della vita veniva aiutato con la busta paga, eccetera eccetera. Cioè, diciamolo, perché non fanno figli, perché mio figlio non fa figli, poverino, cioè, meno male sta arrivando uno, speriamo bene, bisogna dirlo. Poi la parola sceglierli non mi piace perché è una brutta parola, perché da Veneto, ecco, scegliere le persone non mi va bene, però bisogna aiutarli perché l'oro lo hanno loro, cioè non so se ha capito la parola, il vero oro lo hanno loro e c'è qualcuno che li sfrutta e sappiamo chi li sta sfruttando, lo sappiamo e sono quelli che chiudono le frontiere, fatalità che li sfruttano, giusto signora? Ecco, e siamo sempre là, aiutiamoli sì, ma là, perché qua è un disastro signora, qua spacciano dappertutto, qua sono nelle spiagge che vendono abusivamente i loro prodotti. È ovvio, se io ho fame, se io Renato ho fame, io vado in cerca di mangiare signora, c'è poco da fare. Se arrivano e scappano dai centri, perché scapperanno, adesso 18 mesi li trattengono, 18 mesi, scappano, è inutile che ci portate in giro sui telegiornali, non lei. È caduta la linea. Comunque le riflessioni di Renato le abbiamo sentite, grazie Renato da Chioggia. Avvocato, come ci saluta e che messaggio vuole dare? E grazie della sua presenza e un grande abbraccio a questa famiglia che ha questo dolore immane che non passerà mai di questa perdita del figlio. Prego. No, io ringrazio voi intanto per
per lo spazio, e ho sentito la mamma che altrettanto ci teneva a ringraziarvi, perché è evidente che più riusciamo a dare luce e spazio a notizie come questa, più speriamo possa essere sensibilizzata l'opinione pubblica, ma soprattutto che i tribunali possano funzionare in una maniera migliore, perché serve che il tribunale funzioni nel miglior modo possibile, anche perché crediamo che sono lo specchio, la giustizia è lo specchio di quella che è la nostra società. Se funziona bene la giustizia, noi crediamo possa funzionare meglio anche la società. Grazie anche all'avvocato Davide Favotto. Abdallah Khazagi, come ci saluti? No, io spero che vengano delle misure importanti per il nostro paese, perché comunque noi non vogliamo questo disordine a Lampedusa, non vogliamo, e quindi ora che anche che ha in mano la situazione deve in qualche modo andare oltre al Mediterraneo per poter cercare di capire la situazione e siglare dei protocolli validi per fermare questi flussi. Grazie a Matteo Villa, grazie anche a Abdallah Khazagi, grazie ancora all'avvocato Favotto. Pubblicità. E vi presento altri ospiti, è rimasto con noi anche Abdallah Khazagi, vi presento subito, abbiamo collegato da Roma l'avvocato Vincenzo Rienzi, avvocato Codacons. Buongiorno avvocato, grazie veramente di aver accettato di essere qui con noi, importantissimo. Abbiamo collegato da Treviso Stefano Garibbo, buongiorno, responsabile area lavoro Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, buongiorno anche a lei Garibbo, molto importante essere qui a parlare perché appunto con Abdallah Khazagi abbiamo appena parlato dell'importanza di trovare lavoro a queste persone che arrivano, a questi ragazzi in parte formati, in parte no, burocrazia infinita. Cosa ci dice Garibbo? Io ho avuto il presidente Boschetto l'altro giorno e lui è stato molto contento di essere in trasmissione e soprattutto di fare squadra tutti insieme e capire che forse anche noi dobbiamo cambiare registro e capire cosa si può fare, perché così non si può andare avanti. Cosa ci dice Garibbo? Ma sul tema dell'occupazione le nostre aziende sono sempre alla ricerca di figure sempre più specializzate, sempre più professionalizzate, di tecnici, e quindi è molto importante per noi far passare questo messaggio che anche le piccole aziende non sono ancora in un momento positivo e c'è assolutamente ricerca di personale specializzato, formato. Stiamo lavorando molto ovviamente anche con le scuole perché direttamente negli istituti dove ci sono questi indirizzi che più portano al mondo manufatturiero, della meccanica, delle attività artigiane, ci siano possibilità di fare esperienze con alternanze o apprendistato direttamente in azienda. E ovviamente molto si deve fare anche come formazione in azienda, quindi stiamo lavorando anche molto perché le nostre aziende investano ulteriormente sulla formazione del proprio personale. E ovviamente cerchiamo in tutti i modi, a partire dalla sicurezza sul lavoro e altre soluzioni, di rendere attrattivi ovviamente i nostri posti di lavoro. Allora sentiamo anche l'avvocato Vincenzo Rienzi. Avvocato, ecco com'è la situazione dal suo importante osservatorio. Veramente il messaggio che sta passando è preoccupante, vedrete in autunno cosa arriveranno, tutto aumenterà, ci sono già aumenti in atto. Cosa sta succedendo, com'è la situazione avvocato? Sta succedendo che purtroppo, come al solito, con la fine dell'estate si concentrano gli aumenti e i rincari in tutti quanti quelli che sono i beni di prima necessità dei cittadini. Oggi parliamo della spesa, ad agosto parlavamo della benzina e dei trasporti, per esempio del trasporto aereo oppure degli alberghi. Il problema, a mio parere fondamentale, a nostro parere fondamentale, è che sarebbe necessaria proprio un cambio di pensiero, cioè iniziare a pensare in primis a un provvedimento, a provvedimenti legislativi che partano proprio dalle tasche dei consumatori fino ad arrivare poi alle grandi aziende, le grandi finanziarie, le grandi multinazionali. Vedi il tema per esempio degli extra profitti, insomma, sui quali chiaramente si sta parlando tantissimo
si parla di un decreto legge che dovrebbe essere emanato a breve proprio dal governo. Per il resto io che cosa vi posso dire? Che la signora Rossi che oggi va al mercato, le zucchine romanesche le paga 7 euro al chilo, che è un prezzo per me vergognoso, e che domani potrebbero essere previsti nuovi aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas che ci riporterebbero nuovamente in uno stato di emergenza. Importante il provvedimento del cosiddetto trimestre anti-inflazione, che però, come dicevo e come noi ribadiamo a gran voce, deve essere necessariamente sposato da tutta la filiera commerciale, perché se il singolo commerciante, decide di adeguarsi al cosiddetto patto trimestrale anti-inflazione, ma non lo fa la ditta del trasportatore o la società che fornisce il carburante, è ovvio che non sarà possibile prodigare una diminuzione del costo per combattere l'inflazione del singolo prodotto che va sullo scaffale del mercato, perché chiaramente se non c'è tutta l'adesione di tutta la filiera, c'è chi manterrà il prezzo alto e chi lo diminuirà, e questo chiaramente creerà uno scompenso che andrà sempre a danno del cittadino. Grazie, molto chiaro, Avvocato, e la ringrazio. Sempre il cittadino che è il più fragile, l'ultimo anello della catena, che è quello che paga. Però la stanno pagando anche i lavoratori. Noi abbiamo parlato prima, qui mi rivolgo a Garibbo, di queste manodopera che non c'è o non si vuole trovare o non si cerca di formare. Ecco, questi paletti che hanno messo anche su questi nuovi arrivi sono persone giovani, molti sanno lavorare, però ci sono questi permessi di soggiorno eterni, 18 mesi, pensate, l'abbiamo sentito prima, e non è vero che non sanno fare niente, potrebbero lavorare ma le aziende non possono assumere e Abdallah, che è qui, non può metterli nel mercato. Allora capite bene che c'è qualcosa che non torna. Garibbo, ma come? Voi cercate in tutti i modi di trovare personale perché avete bisogno, necessità di più, e forse potremmo impiegare delle persone, formarle, ma non si può fare. Ecco, io Abdallah è qua che l'ascolta, ecco, cosa si potrebbe fare? Cosa dovrebbe fare secondo lei, che avete veramente il polso della situazione? Così non si può andare avanti, se no i prodotti li pagheremo sempre di più, anche perché non c'è personale che raccoglie il trasporto, e cosa facciamo? Cosa pagheremo? Le zucchine a 20 euro al chilo, come sta dicendo molto bene il nostro ospite. Prego. Beh, allora, due ordini delle questioni che vengono poste. Allora, la prima, quella sull'ingresso di lavoratori stranieri in Italia. Ovviamente per quello che cerca l'artigianato e la manufatturia in genere trevigiana o veneta, come dicevo prima, noi servono figure altamente specializzate, quindi sicuramente lo strumento principe è il decreto flussi, quindi semmai per noi, ma mi pare che anche il governo ne stia parlando, era anche un tema di questi giorni, di riaprire il decreto flussi, che sappiamo la scorsa edizione a inizio estate, diciamo, furono bruciate le quote, quindi c'è comunque una attenzione degli imprenditori. Li ricordo che è l'impresa che, avendo in qualche modo un riferimento di un lavoratore all'estero su cui in base ai suoi canali decide di investire, magari poi con un percorso formativo in azienda che già lo aspetta, può far fare l'ingresso, diciamo, ovviamente in piena regola, del lavoratore straniero in Italia. Ecco, lo strumento per noi è importante che, come è stato dichiarato, venga rinnovato, e che a breve, diciamo, le nostre imprese, perché alcune le imprese che insomma sono nelle condizioni di poter fare una nuova assunzione, un nuovo investimento formativo su un lavoratore straniero, lo facciano. Più difficile è la vicenda emergenziale che stiamo vivendo in queste ore, quella per cui ci sono dei richiedenti asilo che ovviamente entrano fuori da un meccanismo di decreto flussi, e dove poi anche l'investimento formativo è molto complesso, con delle criticità di un certo tipo. Quindi per noi, diciamo, la cosa più importante sarebbe per questo aspetto della manodopera straniera, che è fondamentale. Già molti nostri settori hanno un elevato tasso di stranieri occupati, e sicuramente sappiamo che tra il calo delle nascite, la poca propensione negli indirizzi scolastici da parte dei ragazzi del nostro territorio a certi tipi di istruzione, sicuramente una corretta gestione del mercato del lavoro straniero per noi è strategica, però deve essere agganciata a dei caposaldi, insomma, quindi formazione,
conoscenza della lingua italiana, una serie di precondizioni che non possono risolvere le imprese. Le imprese possono insegnare un mestiere, possono fare un investimento formativo in azienda, ma su delle precondizioni di legalità e di diritti di cittadinanza italiana, insomma, già acquisiti da chi si candida al nostro mercato del lavoro. Ecco, quindi l'improvvisazione non è possibile, venga ad essere richiesta alle nostre imprese. Un percorso invece con dei decreti flussi, con dei numeri organizzati, è sicuramente più consono. Poi magari ne parliamo dopo, perché qualche soluzione, diciamo, sul caro vita, anche per chi ha già una busta paga nel nostro territorio, è anche pensabile in base a alcune novità della recente. Va bene, ne parleremo dopo. Adesso mi interessa, visto che è ancora qua Abdallah Khazagi, ecco, come commenta quello che ha detto Garibbo. Ecco, questa formazione che bisogna farla, ma con i flussi, bisogna avere i flussi veramente scorrevoli. Con i flussi c'è sempre un iter burocratico molto lungo, nel senso che mano che la prefettura dà il suo parere, poi l'ufficio di lavoro darà il suo lavoro, poi il consolato in paese d'origine passerà quasi un anno per poter avere il lavoratore. Io direi che la cosa snella, più snella, è che abbiamo dei giovani con già una preparazione linguistica, perché è prevista anche nella normativa con il gestore, e queste sono delle risorse importanti. Il problema è che non è mai stato un tavolo unico fra diversi autori, la questura, la prefettura, i datori di lavoro e le associazioni industriali, che hanno il compito di sburocratizzare questi permessi e dare delle direttive magari con una semplicità del mediatori culturali, esatto, mediatori culturali. Può magari funzionare e può anche rendere questi ragazzi da richiedenti asilo anche a immigrati economici. Allora, quello però che io sento, Abdallah, e vorrei sentirlo con te, l'ho sentito anche da Garibbo, non sanno l'italiano. Io non la vedo così, anzi io ho parlato con tanti giovani appena arrivati, non lo parleranno perfettamente, ma capiscono quello che dici, proprio per il percorso che hanno fatto in tanti anni, perché ricordiamo che ci sono persone che sono anni che cercano di trovare un porto sicuro, un lavoro, una dignità alla persona. Forse manca proprio quello che hai detto te, questo tavolo formato dagli addetti ai lavori che sanno di cosa si parla e capire e trovare la soluzione, perché l'hai spiegato molto bene, sì il flusso, ma il flusso dura anche un anno prima che io possa impiegare. Sentiamo anche l'avvocato Rienzi come commenta queste parole, essendo anche un avvocato, trattando anche temi delicati. Non le sembra che stiamo complicando ulteriormente di più quello che dovrebbe essere stato snello da anni, avvocato, o sbaglio io? Ma guardi, io credo che il mondo del lavoro dovrebbe essere fatto di domanda e di offerta e basta. La burocrazia sicuramente è importante perché va a regolamentare dei settori, soprattutto quello dell'immigrazione, che oggi sono particolarmente delicati e tutti quanti sappiamo perché. Il primo ministro è stato a Lampedusa proprio questo weekend, quindi ne conosciamo bene le caratteristiche. Quello che a me purtroppo fa arrabbiare è che poi bisogna considerare quanto costa all'imprenditore l'assunzione di un dipendente. Per noi è basilare abbassare il costo del lavoro perché, a mio parere, la domanda c'è, la necessità anche. La formazione, come diceva l'ospite con cui stiamo interloquendo oggi, è sicuramente, ecco, la possibilità che l'imprenditore stesso proceda alla formazione, ma il costo del personale è troppo alto oggi. Cioè si pagano delle cifre allucinanti per un contratto a tempo indeterminato, facciamo conto, a 1.500 euro al mese, al datore di lavoro il costo poi alla finale è di quasi 3.000 euro, insomma. Sono costi eccessivi, poi chiaramente c'è l'apprendistato, ci sono tutta una serie di agevolazioni che si possono sfruttare, ma
c'è sempre un problema di base, ovvero quello che poi comunque alla fine dell'apprendistato tu al massimo puoi avere altri 12 mesi di agevolazione e poi ti ritrovi a pagare appunto il doppio rispetto al netto che si ritrova nello stipendio il tuo dipendente, e questo tra l'altro vale per tutti, non è un discorso che è settorializzato al problema dell'immigrazione e dei migranti che cercano lavoro nel nostro paese. Secondo me, specificamente per questo tipo, diciamo, di situazione si potrebbe prevedere una normativa, se effettivamente sussiste una necessità per il datore di lavoro, di tassazione zero per il datore di lavoro che assume un certo numero di soggetti che hanno determinati requisiti, e già potrebbe essere secondo me una grande soluzione al problema. Però bisogna intervenire sul costo del lavoro, perché il costo del lavoro è veramente troppo alto quest'oggi. E in effetti quello che ha detto lei l'aveva detto proprio il presidente Boschetto: noi siamo disposti ad assumere, però paghiamo lo stipendio, le altre tasse le paga il governo e noi assumeremo subito. Ha fatto la stessa, è questo dove volevamo arrivare, e qua lo dico a Garibbo. Ecco, il problema è che qualcuno non vuole risolvere, ma si può risolvere. Ma perché devo pagare 3.000 euro quando in realtà nella busta paga ne vanno 1.500, poi gli altri 1.500 vanno da un'altra parte, questa busta paga rimane sempre scarsa rispetto al costo della vita. Garibbo? No, sì, certamente. Allora, il punto è anche per l'intervento prima dell'ospite che avete in studio. Noi stiamo già lavorando nella nostra provincia, come in tutti i territori del Veneto, in tavoli che coordina la prefettura con tutte le associazioni datoriali e il sindacato sul tema, quello diciamo dei migranti, diciamo dei richiedenti asilo, quelli che arrivano, che sono già qui da noi, magari fuori dal decreto flussi, e si potrebbero impegnare. Quindi sicuramente noi stiamo ragionando di trovare un modo di dialogare per contattare chi di questi ha voglia di rimanere nel nostro territorio, perché molti a volte usano solo l'Italia come transito, e quindi noi dobbiamo aver chiaro, e stiamo lavorando in questo senso, per capire chi in questi numeri che ha oggi il nostro territorio e che appare potrebbero aumentare nel breve, voglia un'occasione di lavoro nel nostro territorio. Non è secondario poi anche il tema dell'alloggio in tutta questa partita, perché questi signori ovviamente, a differenza che nel decreto flussi, non c'è un impegno sull'alloggio, che apparirebbe anche questo essere scaricato all'impresa nella semplificazione poi dei discorsi che passano, e anche questo diventa un ulteriore costo. E ovviamente, come diceva il mio presidente Boschetto nelle precedenti vostre interviste, chiaramente le imprese hanno un doppio costo, quello di garantire in qualche modo un alloggio a queste figure laddove vogliono investirci, e ovviamente non c'è nessun tipo di agevolazione particolare sul costo del lavoro. Ci sono degli strumenti che possiamo andare a utilizzare, però chiamiamoli così, degli stage di inserimento formativo che potremmo e stiamo valutando con le altre associazioni di categoria, che potrebbe essere lo strumento quello per avere almeno una prima fase di 6 mesi, un anno, dove il costo del lavoro è più basso. Dopo, come diceva l'avvocato, però decorso un certo termine di periodo formativo, di inserimento formativo, il costo del lavoro tornerebbe ad essere quello ordinario. Chiaramente il costo del lavoro serve anche per sostenere le pensioni, serve ovviamente per sostenere la fiscalità, quindi poi non è facile nemmeno, immagino, per il legislatore trovare un numero così ampio di deroghe. Certo che però per una stagione straordinaria come quella che stiamo vivendo, e magari in territori come il nostro, che a differenza di altri hanno le imprese che cercano, e potrebbero, se ci fossero delle soluzioni normative che come associazione stiamo anche già pensando, sarebbe un po' più semplice far funzionare il meccanismo. Basta volontà, se si vuole si può fare, Borghetto. Io sono convinta che questi tavoli devono essere ampliati, devono essere fatti molto più spesso, dobbiamo capire che non diventano dei tavoli inutili, che non sappiamo poi come va a finire. Questi tavoli di concertazione, Abdallah, quanti ne abbiamo fatto parte? Alla fine sempre pugni di mosche o pochissimo a quello che veramente si avrebbe potuto realizzare, perché se poi non c'è la volontà politica di portare avanti le istanze che vengono messe su questi tavoli, non si va da nessuna parte. L'abbiamo sentito anche l'altro giorno con i miei ospiti, grandi tavoli, alla fine non si è fatto niente. Abdallah, cosa chiederesti tu anche a Borghetto, che ha detto ci stiamo lavorando, stiamo cercando di fare rete? A me dispiace perché ho
in atto quasi un centinaio di ragazzi, quasi il 70% lavorano, quel 30% che non lavora, che ha buona volontà per lavorare, per problemi semplici non riescono. E qui bisogna un po' pensare tutti, e soprattutto io credo anche a questi tavoli hanno limite, perché se non c'è un interlocutore che ha la parte decisionale, che deve in qualche modo cercare di mettere in atto, indirizzare nella maniera veloce e giusta quello che è emerso dal tavolo. Con decreti rimani soltanto parole, perché tante volte alcuni interlocutori non hanno neanche il coraggio di esprimere al loro superiore quello che è la realtà. Allora, Avvocato Rienzi, quello che abbiamo sentito fa capire quanta strada c'è da fare, però volendo si può fare, si può anche accelerare. Ecco, io penso che ormai il cittadino è stanco che sempre è solo lui a pagare le fragilità, sempre, perché poi quello che prende 6, 7, 8 mila euro al mese, chi gliene frega se la zucchina anche costa 10 euro al chilo. Ecco, abbiamo detto ai nostri anziani: dovete riscaldarvi poco, dovete fare 18 gradi, proprio un'idiozia pazzesca, perché si colpisce sempre la fragilità, sempre loro. Io avevo anziani, avvocato, che telefonavano che avevano 4 paia di pantaloni, 3 maglioni, poi vorrei vedere quelli che fanno la predica quanto gradi hanno a casa, vorrei proprio andarli a vedere, oppure nei loro maestosi uffici. Forse qualcosa deve cambiare, anche voi dovete fare la parte del leone, siete un'associazione importantissima, ecco, cosa dite? Soprattutto anche prima abbiamo sentito anche col banchi alimentari queste grandi catene che non regalano, buttano via la merce piuttosto che distribuirla. C'è tanto lavoro da fare, ma se ci mettiamo assieme forse non facciamo i campanili, forse ce la faremo. Cosa dice Avvocato Rienzi? Allora, tra l'altro le faccio in risposta a quello che stava dicendo lei poco fa. C'è una cosa che secondo me è di grande banalità, ma purtroppo è realtà. Si agisce sempre a imporre aumenti su quelli che sono i beni necessari o indispensabili, quali luce, gas, elettricità, telefonia, benzina, carburanti, esatto, busta della spesa. Cioè, vi rendete conto che poi alla fine, cioè noi praticamente dal 2020 adesso, ma perché proviamo a mettere come spartiacque la pandemia di Covid, noi dal 2020 ci siamo trovati come cittadini, ogni 5-6 mesi abbiamo dovuto affrontare una crisi economica di qualche tipo. All'inizio il problema era chiaramente il fatto che non si poteva lavorare perché c'era il Covid e quant'altro, e già là sono state adottate misure incredibili. Poi dopo si è passati ai carburanti, poi la guerra, poi l'energia elettrica, poi il gas. Insomma, è un salasso continuo, perché voi dovete considerare che poi alla fine dei conti, ma non è un caso, guardi, che quest'anno ad agosto il 40% degli italiani, statistica approvata, il 40% degli italiani in vacanza non c'è proprio andata. Bravo, aspettavo che lo dicessi, avvocato. No, sono mancate le famiglie. 40% di italiani che se n'è stato a casa, perché chiaramente se io già arrivo da un inverno in cui ho pagato il 400% in più di bolletta dell'energia elettrica, e già quello secondo me è una cosa vergognosa, allucinante, vabbè, però dettata da necessità connesse a fenomeni di guerra e quant'altro, ma neanche tanto, perché io andai a parlare, mi ricordo molto bene, nel dicembre del 2021 in televisione, in una nota trasmissione, e feci presente che già a dicembre noi avevamo la piena consapevolezza che i prezzi dell'energia e del gas sarebbero aumentati. Poi è arrivata la guerra e ci sono stati gli aumenti, ma già si sapeva che sarebbero aumentati i prezzi, quindi è inutile che diciamo che poi è stata la guerra a generare tutti i nostri problemi, questo non sarebbe assolutamente vero. Certo è che chiaramente gli italiani sono stanchi, sono molto stanchi. Noi come associazione di consumatori abbiamo un'app che si chiama Sentinelle Codacons,
che serve proprio a questo, a segnalare il prezzo anomalo del singolo distributore o del singolo banco, del singolo mercato, e noi, per quello che è il nostro piccolo, siamo un'associazione no profit, quindi l'unica cosa che possiamo fare è denunciare e intavolare controversie e cause anche contro la pubblica amministrazione, ma contro anche il singolo commerciante quando si verificano questi aumenti. Questo è quello che riusciamo a fare per combattere questa situazione particolarmente delicata. È ovvio che ci piacerebbe che anche chi ci governa riuscisse, insomma, a porre rimedio in maniera drastica a questi gravi problemi. Devo dire, non voglio essere ipocrita, che in tante maniere ci si sta provando. Parlavamo prima dell'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico sul trimestre anti-inflazione che dovrebbe iniziare dal 1° ottobre, su vari provvedimenti che sono stati adottati, per esempio per gli aumenti dei carburanti, l'esporre l'obbligo di esposizione del prezzo medio, anche se secondo me quello serve a poco a niente, sinceramente. Sì, proprio, guardi, poi... stendiamo un velo pietoso, avvocato. Comunque, siccome Abdallah Khazagi deve andare via oggi. Avvocato, devo salutare Abdallah perché veramente ha una fretta incredibile. Ecco, che messaggio vuoi dare soprattutto a Garibo? Ecco, cosa vuoi dire a Garibo del Confartigianato? Ecco, qual è il tuo messaggio, Abdallah? Io spero che vengano avviati più corsi di formazione anche con anche delle scuole di formazione per poter anche mettere queste risorse giovani in maniera anche più veloce. In maniera molto veloce e anche cercare di darle anche una possibilità per loro e anche per loro familiari, così tante non vengono, perché in qualche modo la famiglia investe sui più giovani, il più giovani si comincia a mandare dei soldi in paesi d'origine, cominciamo anche a aiutare a paesi loro. Grazie, grazie Abdallah Khazagi, vicepresidente della Consulta regionale per l'immigrazione in Veneto, grazie, lo mandiamo via perché veramente è arrivato tardi ma anche a fretta. Grazie Abdallah. Garibo, come ci saluta e soprattutto che messaggio vuole dare? Avete sentito voi a casa proprio quanto importante sono questi tavoli, ma questi tavoli devono andare avanti, essere più veloci, le persone ci sono, cerchiamo di capire come muoverci. Prego Garibo, e soprattutto la defiscalità, così non si può andare avanti. Allora, sui tavoli per gli stranieri assolutamente sì, chiaramente ma è stato detto prima, ovviamente non abbiamo un potere legislativo qua nel territorio, quindi davvero insomma è figlio di una concertazione di soggetti che hanno buona volontà, e sicuramente la nostra associazione, gli artigiani che rappresentiamo ci sono, quindi sicuramente faremo di tutto nella nostra possibilità per capire chi tra gli stranieri ospitati nel nostro territorio come richiedenti asilo siano nelle condizioni da subito di poter lavorare, capire magari le esperienze lavorative che hanno fatto nel loro territorio, sicuramente capire se con la lingua ci siamo, e mi ricordo c'è anche una scuola per adulti pubblica nel nostro territorio che ha per legge la finalità di istruire anche per queste tematiche, quindi noi ci siamo. Sicuramente laddove c'è qualcuno che ha voglia di candidarsi a lavorare nel nostro settore non ci spaventano gli slalom burocratici, anche perché purtroppo siamo abituati, quindi insomma faremo anche questa volta di necessità virtù. L'importante è continuare comunque questo, non c'è altra alternativa, cioè mettere insieme intorno al tavolo il sindacato dei lavoratori, tutte le associazioni di categoria che sanno cosa il loro settore cerca per occupazione, e le istituzioni competenti. Non c'è alternativa a questo metodo e sicuramente porterà i suoi risultati anche questa volta. Allora adesso, prego. La fiscalità, esatto, sì, sulla questione del potere d'acquisto, giustamente come ha detto l'avvocato del Codacons prima, insomma sono problemi grandi, forse la soluzione è anche lontana da scelte che possiamo fare solo nel territorio, però volevo solo ricordare che tutte le imprese datrici di lavoro, almeno per i loro dipendenti, se sono nelle condizioni di poterlo fare, cioè stanno bene come aziende in questo momento storico e vogliono dare un segnale di vicinanza ai propri dipendenti, esistono degli strumenti dove quel famoso costo del lavoro che parlavamo prima, come diceva correttamente l'avvocato,
dato che per dare 1.500 netti ne costa 3.000, ecco che quest'anno il legislatore ha introdotto delle soluzioni, quindi insomma è possibile dare fino a 3.000 euro netti di potere d'acquisto come buoni per l'acquisto della spesa, ma anche rimborso delle bollette elettriche, luce, acqua, gas in busta paga, senza che su queste cifre il datore di lavoro ci paghi il costo del lavoro. Il legislatore ha intuito questa necessità, come dire, soldi, probabilmente sappiamo la difficoltà anche nella finanziaria, insomma trovare nuove risorse, hanno semplicemente detto le aziende che possono, che sono nelle condizioni, chiaramente non riguarda, è una scelta che fa il datore di lavoro, non è un diritto ai dipendenti, però le ditte che possono, sono sicuro lo stanno facendo e lo faranno, quindi se vogliono riconoscere potere d'acquisto detassato e decontribuito ai loro dipendenti possono quest'anno facilmente farlo, almeno per i dipendenti che hanno figli a carico, e stiamo parlando di cifre fino a 3.000 euro. Dare questi buoni, questo che si chiama welfare aziendale, insomma per gli addetti ai lavori, è un modo che aiuta anche a fidelizzare ovviamente il rapporto con i dipendenti. Sappiamo quanto è importante nella piccola impresa, insomma, che ci sia un clima favorevole, quanto è anche importante per evitare che magari qualcuno valuti anche altre alternative e quindi ecco, è una soluzione importante. Quest'anno si può fare, come associazione ci stiamo impegnando perché passi anche nella piccola impresa il messaggio, quindi si può fare di mettere in busta paga il rimborso delle bollette, ok, per luce, acqua e gas che sostengono i dipendenti, si può fare di riconoscere buoni per l'acquisto della spesa, buoni per l'acquisto del carburante, chiaramente su base volontaria, solo per le imprese che in questo momento magari sono in una congiuntura positiva e vogliono condividere con i propri dipendenti questa possibilità, anche per aiutarli per una questione di clima aziendale, di vicinanza, di rapporto di fiducia con gli stessi. Grazie Garibo. Una cosa importante che vorrei discutere e parlarne anche con l'avvocato Rienzi è il caro scuola, che veramente anche questo influisce molto, non ne abbiamo parlato, ma su queste famiglie è molto molto impegnativo. Si fa qualcosa, ma a mio avviso, mi scusi avvocato, molto poco. Io ho un banco solidale, so di cosa sto parlando ed è veramente, ecco, tremendo vedere questi bambini che mi chiedono i colori come quelli che si usano a scuola dagli amici che hanno più soldi o lo zaino firmato, perché è passato questo messaggio devastante. Questi bambini che si vergognano, questi ragazzini, andare a scuola se non hanno le cose giuste, ma come fai con gli stipendi che hanno queste povere famiglie? Vogliamo discutere velocissimo, avvocato, la inviterò ancora, ma sono temi importanti, prego. No, ma poi, come diceva lei correttamente, c'è questa moda strana che ogni anno bisogna comprare un libro nuovo diverso, cioè deve essere rigorosamente nuovo e deve essere un libro diverso rispetto a quello dell'anno precedente, cioè non si può gravare, perché poi ci sono gli aumenti, anche quest'anno si parla dal 15 al 25% degli aumenti del cosiddetto caro libri. Il consiglio che io do è quello di, devo dire che gli studenti un pochettino si sono organizzati e di questo dobbiamo ringraziare un pochettino da una parte anche i social network con i quali noi non andiamo tanto d'accordo sinceramente, anzi tendiamo più che altro a criticarli. Però vedete, per alcune cose i social network possono servire. Si è creata per esempio una rete su un social network molto importante che è Instagram di vendita e rivendita di libri praticamente seminuovi tra studenti, ed è una cosa bellissima, come anche è bellissima un'iniziativa che si fa qui a Roma da ormai 30-40 anni di organizzare proprio un vero e proprio quartiere, una via di Roma molto importante con dei camion che vendono agli studenti libri a prezzi calmierati. Io spingo affinché si faccia utilizzo di questi mezzi e di queste metodologie e si boicotti il mercato del libro nuovo, perché poi tra l'altro il libro nuovo serve praticamente a niente, perché i libri che vengono venduti in questo tipo di mercato sono libri che vengono poi riportati quasi allo stato di libro nuovo, e quindi è importante per questo, aiutare un pochettino a risparmiare. Sì, però vede avvocato, mi va bene il libro vecchio, ma voglio le scarpe nuove firmate o lo zaino firmato. Qua come la mettiamo, avvocato? Lì c'è un tema allucinante che è proprio quello dei libri, degli astucci, degli zaini griffati che si vendono anche a 200-300 euro, ma io su quello proprio
penso che parlarne paradossalmente sia anche peggio, perché si dà importanza a una cosa che secondo me andrebbe veramente boicottata, perché anche queste mercanzie che fanno questi sedicenti influencer sui social network, e torniamo al discorso purtroppo dell'utilizzo sbagliato dei social, che vendono astucci, penne, matite, zainetti, diari a prezzi sconsiderati, quelli secondo me andrebbero proprio boicottati. Meno male, dobbiamo chiudere questi canali, avvocato, è là il problema che abbiamo, dobbiamo chiudere perché stanno facendo male a questi bambini, a questi ragazzi, che veramente questo è il messaggio che è passato: devi andare a scuola perfetto con quello che ti dico io, se no diventi preda dei bulli. Questo è quello che è passato, caro avvocato, e sta facendo dei danni enormi in tutte le città, veramente che siamo molto allarmati e preoccupati. Per non parlare degli incidenti stradali, delle challenge di andare a 200 all'ora in macchina, insomma, quello è un tema ancora peggiore, se vogliamo, insomma, perché lì poi ci vanno di mezzo per soggetti e persone e bambini che non c'entrano niente. Grazie, devo chiudere. Grazie all'avvocato Vincenzo Rienzi, avvocato Codacons, collegato da Roma. Grazie a Stefano Garibo, collegato da Treviso, responsabile area lavoro Confartigianato Impresa Marca Trevigiana. Grazie. La posta di Mirella.